1:15 circa la prima scarica che ha colpito Sant'Antonino. Allora ci siamo stesi per terra per evitare il più possibile le schegge e con la bocca aperta e le mani sulle tempie, così, bocca aperta per evitare eventualmente danni dalla compressione dell'aria. Domani saranno 81 anni che Treviso venne sconvolta dal bombardamento americano che scaricò sulla città 2000 bombe da 159 fortezze volanti. Un inferno che inghiottì 1600 vittime ricordate nel sacello della chiesa votiva e 123 bambini nel tempietto della Madonnetta. Interi quartieri sono stati rasi al suolo e per settimane si cercarono i corpi per poi utilizzare la calce per evitare epidemie. Sono passati 81 anni eppure le stesse situazioni si stanno ripetendo nel mondo. Dall'Ucraina alla striscia di Gaza, dimostrando che non abbiamo ancora imparato nulla di questa lezione di dolore e di morte. Per questo Treviso ogni anno il 7 aprile si ferma per 7 minuti dalle 13:07 alle 13:14 e perché alle cerimonie partecipino tanti giovani e giovanissimi. E Antena 3 diffonderà in diretta l'evento, come sta facendo da anni, compresi quelli del Covid, dove in piazza non doveva esserci nessuno. Seguiremo per il telegiornale la messa officiata dal vescovo Michele Tomasi in chiesa votiva, mentre un primo collegamento sarà alle 12:15 con la deposizione della corona in ricordo delle vittime ai piedi dello scalone dei 300. Poi alle 12:45 seguiremo le letture e i canti degli alunni delle elementari Coletti, alternate ai discorsi ufficiali, fino alle 13:07. Quando la campana della torre civica rintoccherà per 7 minuti per non dimenticare, ma anche per dire basta a tutte le guerre. Si auspica la pace ovviamente, perché la cessazione perlomeno delle ostilità, perché sono cose bestiali. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. 500 libbre, oltre 2 quintali di distruzione. Di queste ne caddero oltre 2600 su Treviso quel 7 aprile del 44. A ricordarlo questo calendario portato in piazza da un emozionato Flavio Moretto. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Mentre il tempo si sta portando via i testimoni diretti, erano ancora in tanti che nonostante l'età avanzata non sono voluti mancare alla cerimonia. Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. Ha paura se sta quando che all'inizio era convinti di stare a sicuro, invece dopo ho detto guarda che è pericoloso perché il soffocamento di fatti che ne ha estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. A raccontare altre testimonianze i ragazzi delle scuole medie trevigiane alternati a brani musicali dell'orchestra dei giovani della scuola Coletti fino alle 13:05. Quando allo scandire della campana della torre per 7 lunghissimi minuti ognuno delle oltre 1000 persone presenti in piazza ha ricordato un nonno, una zia, i genitori che hanno vissuto quella tragedia. Poi l'omaggio delle frecce tricolori, l'applauso dei cittadini ed infine l'inno nazionale cantato tutti assieme. Ho aperto con queste immagini perché oggi è il 7 aprile, per Treviso una giornata tragica, ma che poi fa venire in mente quello che vediamo tutti i giorni nei telegiornali, quello che leggiamo nei giornali, le foto di questi pochissimi uomini che tengono in mano il mondo in un pugno. Questo pugno quando si apre piovono granate, missili, bombe. Io ho visto la manifestazione contro la guerra che è stata fatta e devo dire la verità che ho capito che il mio paese non vuole la guerra. Avete visto quante persone qua, di tutte anche le età, ma soprattutto io penso che la politica non c'entra,
c'entra far capire a questo pugno di persone, anzi meno di un pugno, che non possono decidere da soli di intraprendere delle guerre terribili dove muoiono le persone che non c'entrano niente, che sono i cittadini, i popoli. I popoli, avete visto, rasi al suolo le città. E quello che abbiamo visto di Treviso lo vediamo tutti i giorni, non cambia niente, cambiano solo le armi sempre più sofisticate, sempre più distruttive. Allora io mi domando, questi pochissimi uomini che hanno un potere immenso, una ricchezza immensa, dove vogliono andare a parare? Perché poi loro moriranno, eppure hanno nipoti, figli, famiglie. Non si rendono conto cos'è questo voler sempre di più allargare il potere, diventare sempre più forti. Per chi? Per quale motivo? Lo chiedo veramente, ringrazio Marco Caramanna, presidente Casa di Matteo di Napoli. Ciao Marco, grazie veramente di cuore di essere qui questa mattina, sempre presente, perché anche Marco Caramanna sta facendo una guerra. Tutti noi che aiutiamo i fragili, che cerchiamo di stare vicino ai fragili, stiamo facendo delle guerre. Sono guerre diverse. Qualcuno mi ha detto, Marco, Mirella, lei non può parlare di guerra, no? Cosa dovrei parlare? Di pace, quando non vedo arrivare gli aiuti alle persone che soffrono. Mondo del volontariato, Marco, che dico tutti i giorni, che gira col commercialista e deve pagare per fare volontariato. Saluto anche Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Buongiorno sindaco, che piacere anche averla ospite, rivederla. È passato del tempo, ma abbiamo anche belle notizie per quanto riguarda questa bellissima Abano Terme, ecco, messa in risalto anche da una persona molto importante che fa capire cosa abbiamo nel territorio, che poi ne parleremo. Ma inizierei proprio con Marco Caramanna. Marco, cosa dici di questa giornata che voglio ricordare anch'io oggi, essendo anche trevigiana, penso sia doveroso, ma per far capire che le guerre sono tutte uguali, cioè i palazzi cadono nella stessa maniera, i morti muoiono nella stessa maniera. Prego Marco. Marco, voce, voce. Non ti sento Marco. Allora andiamo a salutare il sindaco, intanto che in regia mettono a posto il collegamento con Marco Caramanna. Allora sindaco, cosa ne pensa? Ecco, lei buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un tema che ci tocca da vicino perché anche qui nel territorio abbiamo organizzato parecchi momenti di riflessione con le scuole, con le associazioni di volontariato, con tutti coloro che hanno a cuore la pace. È un momento difficile sicuramente, dove dobbiamo continuare a ribadire che la pace è l'unica soluzione che abbiamo e dobbiamo perseguirla tutti noi per quello che possiamo fare, anche con ogni gesto quotidiano. Quindi credo che sia un elemento dove più riusciamo a coinvolgere scuole, famiglie, volontariato, più riusciamo a mantenere saldo questo concetto che sembra che si stia un po' sfilacciando, visto anche gli ultimi accadimenti, e noi speriamo sempre che questo aspetto della pace realizzata e non solo auspicata sia poi raggiunto, perché è evidente che il sacrificio di vite umane non ha nessuna giustificazione, non ha nessun motivo, non ha nessuna ragione di esistere. Quindi dobbiamo anche nei momenti in cui vediamo che tutto quello che facciamo sembra non avere un risultato concreto, non dobbiamo mollare, perché questa perseveranza poi ci aiuterà a raggiungere questo nobile scopo. Sindaco, eppure la politica sta andando da un'altra parte, anche l'Europa sta cercando di armarsi, ma le persone vogliono armarsi, difendersi o vivere serenamente in pace. Però sono due cose diverse. Io penso che un esercito europeo ci voglia, perché abbiamo visto che nel mondo, ecco, qualcuno fuori di testa arriva sempre al potere,
e magari all'ultimo momento dice beh adesso vado a invadere qualcuno perché voglio appropriarmi di quel territorio. Io penso che un esercito europeo, no che ognuno abbia un esercito europeo non faccia male, perché abbiamo visto e vediamo anche in questi giorni quante guerre ci sono a macchia del leopardo, ma ci sono quante persone muoiono. Tu devi pure avere, se arriva questo che decide di invaderti, se tu non hai niente, e come fai a difenderti? Lei da che parte sta, sindaco? Ma credo che l'obiettivo di una difesa comune sia un obiettivo che l'Unione Europea deve darsi. Certo, per raggiungerlo non è semplice, nel senso che vanno coordinate le azioni di tutti gli stati per evitare di muoversi in ordine sparso, che è un aspetto sul quale purtroppo oggi l'Unione Europea in molte situazioni ancora ha. L'obiettivo di una difesa comune sicuramente impegnerà per i prossimi anni, va perseguito con pragmaticità, senza luoghi comuni, senza nascondersi le difficoltà che questo ha, nell'ottica proprio di creare una situazione di difesa forte e soprattutto operativa che possa anche superare le difficoltà che vediamo legate a personalismi che in tutto il mondo iniziano a farsi avanti, che non hanno regole di ingaggio e sui quali rischiamo tutti, sia a livello economico ma anche a livello di sicurezza sociale, di pagare il conto. Quindi l'obiettivo, la pragmaticità, la capacità di stare insieme e la capacità di mettere assieme gli sforzi per non vanificarli sarà un compito che l'Unione Europea dovrà darsi, e ripeto, con grande pragmaticità, proprio per evitare di buttare via soldi e di non raggiungere nessuno degli obiettivi che in questi giorni vengono dichiarati. Abbiamo in linea il nostro Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Milena, grazie. Vado velocissimo, aspetto di dare un contributo alla discussione e chiamo sopra questo. No? Cioè, in questi giorni che c'è un personaggio dell'Unione Europea, la ministra degli esteri, che si chiama Kaja Kallas o Kaja Kallas, non so la pronuncia, che lei è dell'Estonia. Lei diventa molto antipatica a tante persone perché parla molto spesso del riarmo, eccetera, eccetera. Dopo uno va a leggere, questa ragazza qua, lei è dell'Estonia, e l'Estonia è è un paese dei paesi baltici, nella quale il 30 o 40% della popolazione è russa. Se uno pensa a quello che è capitato in Ucraina col Donbass, una persona può anche avere paura là in quella zona dei russi e può essere portata a ragionare in un certo modo. Cioè, dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare che il pericolo per certe persone è reale, anche se la Russia non ha intenzione adesso o non avesse intenzione di fare certe scelte, ma comunque molte popolazioni hanno paura. Quindi capisco e accetto il discorso che l'Europa in quanto tale deve dotarsi di una forza militare, ma deve essere, e chiudo, una forza militare veramente unica e europea, per due motivi. In questi giorni qua la Germania ha annunciato ufficialmente che manderà una propria brigata militare meccanizzata, che vuol dire 5.000 soldati tedeschi con carri armati in Lituania, e lì sarà messi in maniera permanente. Contemporaneamente Inghilterra e Francia, che ha già annunciato e sta anche loro procedendo, per creare uno Stato Maggiore comune anglo-francese in Romania con 10 o 15.000 militari di quei paesi stabili in Romania. Cioè, per evitare il pericolo che dopo alcuni paesi più forti, e dopo ci lamentiamo qua in Italia, proceda comunque per conto suo, è bene che sia un esercito europeo vero e proprio, anche perché, e chiudo, una forza armata europea veniva a costare poco più della metà di quello che è l'attuale spesa per la difesa complessiva in Europa. Cioè, fare una forza armata europea non solo non si spende 800 miliardi che vuoi a von der Leyen, ma addirittura si risparmia. Secondo me questo discorso qua deve essere portato avanti con molta attenzione e urgenza, perché sennò, secondo me, anche giustamente, la Germania da una parte, l'Inghilterra e la Francia dall'altra procede, perché quei che abitano nei paesi baltici hanno una paura tremenda che i russi
gli invada e chi va a difendere dopo? Nessuno. Quindi è loro che sta bene che arriva, non arriva l'Europa, va bene, arriva i tedeschi, però dopo qua in Italia non stiamo a lamentarsi che certi paesi il gomita troppo, perché qua in Italia, mi dispiace dirlo, l'avevo detto anche qualche giorno fa, qualcuno sull'Europa frena troppo, secondo me sbagliando. Ciao Mirella, grazie dell'ospitalità. Grazie a Vladimiro. Sindaco, come commenta, anche sentiamo da che parte politica appartiene il sindaco che abbiamo ospite, Federico Barbierato di Abano. Guardate, i sindaci sono un po' in prima linea sul territorio, per cui tante questioni di carattere, come dire, ideologico sfuggono perché non c'è il tempo per dedicarsene, perché voi sapete che sui territori il sindaco ormai è diventato l'unico baluardo concretamente raggiungibile dai cittadini e si fa carico anche a volte di problematiche che purtroppo non si riescono ad affrontare, per cui è evidente che la tematica merita un impegno e un risultato dell'Unione Europea diverso da quello che finora l'Unione Europea ha dimostrato. Spesso l'Unione Europea è stata vista dai cittadini come un orpello, un burocrate. Ora deve dimostrare veramente il valore per la quale si sono messi insieme tanti paesi europei, e questo è un banco di prova importante proprio per dimostrare che stare insieme in Europa porta anche dei risultati. Fino ad oggi forse i risultati sono al di sotto delle aspettative dei cittadini, degli stessi stati, perché non si è riusciti a fare fronte comune, a essere pragmatici nelle scelte, e magari si è privilegiato qualche visione nord europea rispetto al resto dell'Europa. Quindi vediamo se questo può essere un banco di prova. Lo deve essere, perché il rischio è talmente alto che credo che questo salto di qualità bisogna farlo, anche, ripeto, mettendo da parte certe incapacità di lavorare insieme, perché l'obiettivo è troppo importante per essere lasciato lì. Abbiamo allora Marco Caraman, siamo riusciti a collegarci con Napoli, fortunatamente grazie ai nostri tecnici in regia, grazie a Marco siamo riusciti a fare finalmente questo collegamento. Allora Marco, mi senti? Hai sentito quello che avevo detto nella prima parte, che avevo aperto con questo 7 aprile a Treviso, ma di guerre anche noi stiamo facendo le guerre per aiutare quelli più fragili. Prego Marco. Tremendo, anche se lontano, diciamo, come epoca, anzi può sembrare lontano, ma in realtà vedendo e leggendo e seguendo un po' i telegiornali, le vicende mondiali, sembra che si stia riproponendo uno scenario abbastanza spaventoso, e questo è qualcosa che non ci fa star sereni, perché appunto, come hai anche detto tu, noi già durante diciamo nel corso del nostro lavoro, del nostro volontariato, della nostra dedizione alla cura, in particolar modo diciamo della nostra associazione dei bambini più fragili, che già sono stati privati di tanto perché non hanno salute, non hanno genitori, combattiamo quotidianamente con tutto e tutti, burocrazia, enti e con appunto proprio lo stato di salute dei bambini che è precario, e quindi ora stanno bene, dopo 10 minuti potrebbero non stare bene, e tornare a casa appunto dopo aver affrontato tante difficoltà e sentire poi che al di fuori, diciamo, delle nostre mura domestiche, al di fuori dell'Italia, si sta creando uno scenario che spaventa noi, ma è veramente spaventoso per i ragazzi e i giovani di oggi, che forse ancora non si rendono conto. Questo ti leva ancora più serenità, e diciamo i politici agli alti vertici in realtà dovrebbero lavorare proprio su questo. Nel 2025 discussioni del genere non si dovrebbero proprio più sentire, parliamo, stiamo ritornando indietro nel Medioevo, è qualcosa di assurdo. Abbiamo Rinaldo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto voglio salutare il sindaco di Abano e ringraziare l'ospedale di Abano che mi ha operato. C'è una sanità bellissima a Abano.
dottori Gentili, infermieri anche, sono stato operato a volte a Abano. Il professor Poreca, che ringrazio ancora, un scienziato e bravo. Comunque adesso voglio dirti che è giusto commemorare i 1600 morti che ne sta a Treviso nel 1944, Miela. Però è anche giusto ricordarsi chi ha fatto i morti, e a causa, non dice nessuno chi che sta a farli, è a causa di chi morti là, che ormai la guerra era già quasi finita, è proprio una roba brutale, una roba. E dopo la guerra armarsi non ti va a fare affari, perché quando ti dai armi, prima o dopo ti rompi, la guerra di fuori. E dopo che sei massa giovane, che non sai neanche cosa che sia la guerra, ti parla di guerra, non sai neanche cosa che sia, non lo so neanche amico, sono nato nel 43, voglio dirti Mirella, bisogna chi l'abbia fatta, chi l'abbia fatta, chi l'abbia subita, viene 50 guerre nel mondo, non 50, siamo messi in questa profonda maniera, dei 3 paesi che vogliono dominare il mondo, non si deve escludere la guerra, perché senz'altro no, è prepotente, è un poco avanti, poi la gente si stufa, come l'ultima guerra è stata per questi motivi che qua, no. Però la politica va da un'altra parte a fargli vedere, a dargli, per esempio, massa fiori che non ha lavoro, massa disagi, massa robe, e guerre nasce da queste robe qua. Quando che la gente non ha potere, qui che vuoi fare la guerra, gli promette di tutto come che ha fatto Hitler, no? Con la gente, con i tedeschi, con la gente che era, e dopo che ha fatto che ha proposto di guerra e ha massacrato mezzo mondo. Bisogna che se ricordiamo, no, sì, va bene l'Europa l'abbiamo fatta gli altri italiani con De Gasperi 50 anni fa, noi ne calcola più, ma se ne rendiamo conto. È storia, bisogna che si insegna bene ai fiori, non quello che volevi, perché ogni partito che va su gli racconta la storia chi vuole. Invece no, la storia c'è una, chi che l'ha fatto male, bisogna dirlo, comunisti, fascisti, democristiani, tutti quanti. La storia di fiori non saperla giusta, e poi è ora che capiamo che è vero, lo porta da mangiare, lo cava tutti. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, devo andare anche in pubblicità. Comunque sei stato chiaro, ecco, Rinaldo giustamente parla da persona del popolo, parla da quelle persone che veramente muoiono e non c'entrano niente. Il problema è purtroppo, caro Rinaldo, che abbiamo sempre questi dittatori, queste persone che decidono di invadere, perché questa è la verità, perché io non riesco a capire, ecco, si parla di invasione di uno Stato, sentire anche Trump che dice che vuole la Groenlandia o con la pace o con la forza, capite bene che possiamo stare così tranquilli. È un esercito europeo, parlo in difesa, nel momento che qualcuno parte con la testa e decide di invaderti, magari essere anche pronti, che siamo nel 2025, ma purtroppo vediamo che anche i paesi sottosviluppati sono armatissimi, e se questi decidono di invaderti, dove andiamo a parare? Allora, sindaco, di che parte politica è lei? Perché non mi ricordo più. Noi ad Abano abbiamo una coalizione di centrosinistra che guido ormai da 8 anni e che insomma sta facendo molto per la città. Ringrazio anche il tuo ospite che ha apprezzato la nostra sanità, e quindi è un elemento che ci contraddistingue, che vogliamo valorizzare insieme alle nostre terme, insieme al nostro benessere, insieme ai nostri colli ugani, insomma un territorio che merita di essere leader anche nel termalismo europeo, che ha un prodotto unico, che ha un prodotto che ha un brevetto europeo, e insomma il nostro compito è quello di valorizzarlo in pieno, facendolo apprezzare non solo ai tantissimi italiani che arrivano a soggiornare qui nel nostro territorio, ma anche agli stranieri, ma anche a tutte quelle persone che amano rilassarsi, che amano insomma il benessere nella sua accezione più ampia, che è quello di un relax spirituale oltre che fisico. E insomma noi cerchiamo di dare il benvenuto a tutti gli ospiti, cercando di curare la città al massimo delle nostre forze, insomma.
Sindaco, come ha vissuto la giornata di ieri per la pace organizzata da Conte, soprattutto il numero enorme di persone che hanno partecipato, indipendentemente anche dalla fascia politica, perché qualcuno dice c'erano tanti politici, ma c'era anche tanta gente, c'erano tante persone. Questo dimostra che quando ti toccano da vicino, specialmente parlando di guerra, le persone scendono nelle piazze, questa è la verità. Perché dobbiamo... questo tema non ha colori politici, deve vederci impegnati tutti assieme, perché non ci sono distinzioni su un argomento che riguarda la nostra vita, la nostra convivenza civile. Noi ricorderemo questo anche il 25 aprile, perché è una data importante, coinvolgeremo le scuole, coinvolgeremo anche il Consiglio Comunale dei ragazzi che abbiamo ad Abano Terme, anche loro esprimono un loro sindaco, un loro vice sindaco, un loro consiglio comunale, ed è un momento di riflessione e anche di partecipazione dei ragazzi alla vita politica, che ci dà anche dei suggerimenti, che ci consente di migliorare anche la città e che consente una partecipazione che purtroppo a volte è scarsa, perché spesso le persone preferiscono una splendida individualità legata all'utilizzo di smartphone o di tecnologia, che sembra che ci avvicini ma che in realtà ci allontana. Allora sentiamo anche Marco Caramanna, questa giornata per la pace a Roma organizzata dal segretario 5 Stelle, che ha fatto bingo. Comunque qualcuno lo accetti o non lo accetti, però questa è la verità, perché le persone si sono radunate nella piazza a dimostrare e a far capire l'importanza della pace. Tu come l'hai vista questo numero incredibile di persone che ha veramente impressionato, a far capire da che parte stanno i popoli? Ecco, il popolo veramente che a volte subisce, che non ha nessuna possibilità neppure di dimostrare, invece ieri ha deciso di scendere nella piazza. Prego. Ma Mirella, come hai detto tu, questa partecipazione dimostra appunto che il popolo, la persona, il singolo, il civile non è completamente a sfavore di una guerra, perché la guerra alla fine chi danneggia veramente è il popolo, le abitazioni, il popolo che vive il territorio, non certo il politico che sta ai piani alti a gestire con tasti e a giocare a risico sulla nostra pelle, e questa è la dimostrazione di questa, diciamo, partecipazione così grande. È proprio questa. Noi, come tutti quanti i civili, siamo sicuramente contro la guerra, perché la guerra porta solo distruzione, porta solamente fame e quindi ti distrugge una vita, distrugge la vita di anziani, di giovani, il lavoro, il territorio, l'abitazione per il quale poi hai lavorato per una vita intera. E forse appunto chi veramente lavora nel quotidiano e si suda il tutto riesce più a percepire e a capire quanto sia grave portare guerra in una nazione. Probabilmente chi sta al vertice pensa veramente solamente ai suoi propri interessi, o è talmente accecato dal potere che non si rende conto poi di quello che può creare, cioè distruzione attorno a sé. Dimostra anche il senso delle persone. Non mi interessa se è stata promossa dai 5 Stelle o dal segretario. Io approvo questa cosa, perciò partecipo, ci vado e sono contenta, perché veramente posso dimostrare il mio dissenso, ecco, contro le armi e contro la guerra. E questo la dice lunga sul buon senso che hanno i cittadini quando scendono nelle piazze, quando manifestano o anche quando li intervistiamo. Il problema è che non sentiamo dall'altra parte della politica, che va tutto da un'altra parte, che guarda più gli interessi, il business, la visibilità, il potere, e questo non fa assolutamente bene, perché noi non li eleggiamo per fare questo, noi li eleggiamo per fare il bene del paese. Forse qualcuno se lo dimentica, purtroppo. Marco Caramanna, spieghiamo anche di cosa ti occupi. Purtroppo non ho nessuna immagine, così spieghiamo anche chi sei e cosa fai. Prego Marco.
Sì, io sono il presidente di un'associazione che è principalmente rivolta in un progetto molto speciale, un progetto dove c'è una struttura nel cuore di Napoli dove accogliamo bambini con gravi patologie o disabilità che vengono abbandonati o levati dalle famiglie che non sono in grado di gestire queste patologie. Noi siamo un progetto speciale, forse unico in Sud Italia, perché riusciamo a unire la cura dell'aspetto sanitario a anche la cura dell'aspetto emotivo ed educativo, perché garantiamo un'assistenza H24 sia con infermiere specializzate in pediatria che con educatori specializzati in disabilità. Quindi noi rappresentiamo un po' la famiglia che dovrebbe essere preparata a gestire determinate emergenze di questi bambini che in realtà spesso hanno avuto poco o niente dalla vita, perché non hanno né diciamo, un aspetto, una salute che li possa accompagnare nel loro percorso di vita, né una famiglia che li possa sostenere in questa loro difficoltà. Lavoriamo 365 giorni l'anno, non ci fermiamo mai, e devo dire abbiamo avuto anche risultati molto importanti, perché nonostante la nostra mission è rivolta verso ragazzi bambini con disabilità e patologie, negli anni siamo riusciti anche comunque a trovare delle famiglie che potessero avere in affido dei bambini. Siamo riusciti a fare 3 adozioni e per noi è stato un grandissimo risultato, perché è quasi un miracolo oggi trovare una famiglia che si senta pronta ad accogliere bambini con delle disabilità. Marco, io ti ho anche invitato per far capire che non sempre il Sud viene al Nord per trovare delle soluzioni. Voi invece avete anche bambini che arrivano dal Nord, perché come hai detto tu non sono molte, anzi unica struttura che c'è l'abbiamo a Napoli. Fallo capire, perché qualcuno si dimentica che forse anche al sud, in città, noi che vediamo sempre da un lato della medaglia, c'è anche un altro lato della medaglia che sei tu con la tua associazione. Ecco, avete anche bambini, e spiega dei bambini che arrivano dal Nord. Sì, allora noi dipende dal periodo. In questo momento abbiamo avuto richieste, abbiamo una bambina da Roma, siamo stati contattati anche da Bologna, siamo stati contattati da Genova, da Modena, perché appunto, come dicevo all'inizio, il nostro progetto non ce ne sono tanti in Italia, probabilmente nel sud Italia sicuramente siamo noi come unici, e proprio perché è molto difficoltoso portare avanti un progetto del genere, e sia economicamente che psicologicamente, e al momento non ce ne sono altri, e le richieste sono sempre tante, e noi spesso si crea anche una sorta, sembra brutto dirlo, ma di lista di attesa, perché in realtà i bambini che sono da noi, se nel momento in cui non c'è posto a noi, hanno solo 2 alternative: o rimanere in ospedale in attesa che si liberi un posto, o essere accolti in un RSA per anziani, dove vi lascio immaginare l'assistenza per un bambino quanto possa essere tremenda in RSA per anziani, dove sono generalmente preparati a gestire situazioni diverse rispetto a quella che potrebbe essere quella per la gestione di un bambino con delle patologie importanti. Marco, sì. Pensi che finalmente abbiamo avuto questa legge che permette ai single di adottare? Forse qualcuno si è reso conto che così non si può più continuare, abbiamo dei numeri incredibili, l'adozione è faticosissima e costosissima. Ecco, cosa ne pensi? Questo passetto in avanti che abbiamo fatto? È un passetto in avanti che andava fatto tempo fa, finalmente si è decisi per farlo. Io penso che è vero, noi nel nostro ideale abbiamo sempre l'idea della famiglia completa e formata da un uomo e una donna, però ci sono talmente tanti bambini che stanno in comunità educative in attesa di ricevere di essere adottati,
che probabilmente si doveva incominciare a pensare prima, che ci sono tante richieste anche da parte di singolo, che quando in Italia non era ancora stato, diciamo, accettata questa cosa, e quindi si rivolgevano ad adozioni internazionali, dove comunque dovevano pagare tanti soldi, e bambini nostri nazionali che rimanevano nelle case famiglie. Era un'assurdità, e l'adozione si è perso anche un attimino. Qual è il significato dell'adozione? L'adozione non serve a far diventare una coppia a genitori, ma l'adozione serve a dare ai bambini dei genitori, cioè è il bambino che ha il diritto di avere dei genitori, non sono le coppie che hanno il diritto di diventare genitori. E si era perso un attimino di vista questa differenza, che sembra piccola ma non lo è sottile ma non lo è, e io penso che sia giusto dare la possibilità ai bambini di avere anche solo una mamma o anche solo un papà, anziché non avere nessuna delle due figure. Io penso che dobbiamo aprirsi molto di più anche a quel mondo, come hai detto tu un passetto avanti, magari tardi, ma l'abbiamo fatto, di dare la possibilità a questi bambini di avere amore e affetto, indipendentemente se sono due genitori uomini o due genitori donne. Ecco, no, non è questo, il problema è chi sono e quanto amore possono dare a questi bambini che hanno già sofferto abbastanza. Ecco, forse dobbiamo avere una visione più ampia. Ma perché siamo così chiusi, secondo te? Perché la politica non riesce a capire, ecco, veramente il bene del bambino? Cos'è che il bambino vuole? Il bambino vuole amore, affetto, gentilezza. È questo che chiede, non chiede di avere un papà e una mamma di sesso diverso. Lui vuole questo. Cosa ne pensi? Ci riusciremo? Io ho molta fiducia nei giovani. I giovani non guardano queste cose, sono molto più avanti di quello che pensate. Per quello io dico, Marco, poi sentiremo anche il sindaco, che darei il voto ai sedicenni, perché dobbiamo anche cambiare questo mondo, è troppo impallinato, troppo fermo, ecco, troppo anche vecchio rispetto a quello che si potrebbe fare anche con quello che offre la nuova società, un volto diverso. Non c'è più la famiglia tradizionale, l'ho sentito anche dai ragazzi e dalle ragazze ospiti, non ho più la famiglia tradizionale, ho un'altra cosa e mi devo adattare. Prego Marco. Sì, esatto, come dici tu, noi purtroppo abbiamo dei pregiudizi radicati in noi stessi talmente forti che spesso neanche ce ne rendiamo conto, e spezzare questi pregiudizi non è facile. Sicuramente con la nuova generazione ci saranno delle nuove visioni di quello che è oggi la società. Loro hanno meno pregiudizi, sono meno spaventati del cambiamento. Diciamoci la verità, un cambiamento spaventa sempre, specialmente a chi è stato cresciuto con un determinato, diciamo, con una determinata idea. Oggi i ragazzi sono più predisposti al cambiamento, e per loro il cambiamento lo vedono in qualcosa di positivo. Noi invece molto spesso il cambiamento lo vediamo come qualcosa di negativo. I ragazzi d'oggi sono hanno una visione molto più aperta. Sicuramente per molti questo cambiamento fa storcere il naso, perché non accettano, ripeto, proprio per un fatto di pregiudizio. Ma i bambini, come hai detto tu, sono molto semplici. Loro vogliono affetto, che sia ricevuto o dato o donato da una coppia di uomini o una coppia di donne, o da una donna o da un papà da solo. Loro vogliono affetto, vogliono essere accuditi, vogliono essere educati, seguiti, coccolati, e io penso che col tempo piano piano incominceremo a capire. Questo non vuol dire che la coppia uomo-donna non debba più esistere, esisterà sempre, lo spero, perché altrimenti vorrebbe dire anche non ripopolare più la nazione. Però bisogna anche cominciare a considerare che io non penso che oggi ce ne siano di più, e che prima queste condizioni diverse erano nascoste, e oggi invece uno si sente più libero di poterle mostrare. Noi abbiamo fatto un affido proprio con due coppie di donne. Marco, che è assessore a Napoli, questa bambina che non la voleva nessuno perché era diversamente agile,
e lui l'ha dichiarato: io sono gay e voglio adottare questa bambina, ha passato le pene dell'inferno, ma siccome non la voleva nessuno, per questa è la verità, i famosi normodotati, i famosi famiglie tradizionali, perché aveva cresceva in maniera diversa, come piace dirlo alla Mirella, che è bellissima, questa bimba fantastica. Ecco, ha fatto un passo in avanti, finalmente è riuscito a far capire che lui voleva dare solo amore, e io ho visto crescere una bambina felice e contenta, abbiamo avuto anche ospite, ecco, forse un po' alla volta ce la faremo. Cosa dici, Marco? Sì, io sono molto amico di Luca Trapanese, lo conosco da quando avevo 13 anni. Ancora ci vediamo tutt'oggi, quindi conosco molto bene la storia di Luca e di Alba. E sì, è esattamente come hai detto tu. La bambina fu rifiutata da 27 coppie, e se non fosse stato appunto per Luca, la bambina probabilmente parliamo di una bambina con sindrome di Down, sarebbe rimasta in qualche comunità senza avere la possibilità di essere cresciuta come è giusto che fosse per una bambina così piccolina, perché non aveva neanche pochi mesi. E quindi è la dimostrazione che forse anche un single da solo ha la capacità di ha la capacità e la possibilità di poter donare qualcosa di più a un bambino. Non è detto che debba essere per forza dato da una coppia, loro sono proprio la dimostrazione lampante. Bene, perfetto, perché volevo proprio sentire questo e far capire che dobbiamo aprirci molto di più, perché siamo molto chiusi ancora, invece il mondo va avanti e dobbiamo anche capire che c'è un mondo diverso che cerca amore e affetto. Pensate ai bambini che rimarranno senza genitori, ecco, quanti ce ne saranno? Io penso che dobbiamo accelerare invece che frenare. Pubblicità. È stato 5 mesi e adesso, sorpresa, 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 mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro. Ne aveva parlato, seppur poco, attraverso i suoi canali social. Nicola Carraro, 83 anni, marito della veneziana Mara Venier, da tempo convive con gravi problemi alla schiena. Aveva raccontato fosse una combinazione tra ernia al disco e polmoni. Le visite, la fisioterapia, qualche miglioramento, ma le condizioni di Carraro venivano definite irrisolvibili. Poi la sorpresa è arrivata con un ringraziamento all'equipe medica della neuroradiologia interventistica spinale del Cafoncello di Treviso. Io ho avuto la fortuna un po' casuale di imbattermi nel professor Altin Staffa, che sta a Treviso in un ospedale meraviglioso, si chiama Cafoncello, e per una serie assolutamente stravagante di circostanze mi sono trovato da questo professore che ha inquadrato il mio problema e me l'ha risolto, almeno per ora, sono quasi certo, nel giro di 10 minuti. Dal Padovano, dove sta svolgendo la riabilitazione, il video ringraziamento alle eccellenze ospedaliere del sistema sanitario nazionale. Eccoci qua, allora siamo nella ridente Abano Terme e devo dire che è successa una cosa stranissima, perché sono stato 5 mesi così, senza potermi alzare, con dei dolori forti ogni volta che mi alzavo. Poi la vita è strana, perché noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere. Il plauso anche dal presidente della regione Zaia, che ha personalmente sentito Mara Venier. Cammino, quindi cosa è stato? Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro paese. Viva Treviso, molto bene, grazie. E noi abbiamo avuto la fortuna di avere ospite questo genio, come dice il dottor Carraro, Altin Staffa, l'abbiamo avuto ospite diverse volte, queste eccellenze che abbiamo nel territorio, che forse non è che per forza dobbiamo sentire il dottor Carraro, ma dovremmo sentirle più volte, farle conoscere di più. Ecco, questa meraviglia che avete sentito, che lui ringrazia, Abano Terme, dove sta facendo la riabilitazione
riabilitazione. Ecco, prego Sindaco, ecco, cosa pensa? È importante conoscere e capire l'importanza di quello che abbiamo, perché noi ci lamentiamo sempre, ma dobbiamo anche valorizzare quello che abbiamo, dobbiamo dirlo come ha fatto il dottor Carraro. Prego Sindaco. Sì, io ho salutato Mara Venier e il suo compagno che sono qui ad Abano perché hanno naturalmente proseguito la riabilitazione in acqua termale, che è una parte importante della ripresa e anche del fatto che il signor Carraro adesso è tornato in piedi. La riabilitazione in acqua termale è importantissima, ha un valore, è vero, dobbiamo valorizzarlo di più, dobbiamo farlo conoscere di più, perché contribuisce poi al nostro benessere. Siamo contenti, siamo andati a salutare Mara Venier che è qui, è stata qui e tornerà qui anche a maggio, perché ha trovato non solo una struttura termale all'avanguardia che ha prodotto dei risultati, ma ha anche apprezzato pubblicamente la nostra città, e questa naturalmente per noi è un ottimo biglietto da visita da utilizzare anche per tutti coloro che vogliono conoscere le proprietà terapeutiche dei nostri fanghi termali, della nostra acqua termale, perché spesso diamo per scontato delle fortune che abbiamo che invece sono apprezzate in tutto il mondo. Però, Sindaco, mi dispiace dirglielo, però fate fatica, parlo in generale naturalmente, quando i sindaci hanno un qualcosa di eccellente nel territorio dovrebbero anche pubblicizzarlo, dovrebbero far capire anche a quelli che non conoscono, anche del territorio magari, sa Sindaco, perché sì, delle volte sanno più gli stranieri che noi di quello che abbiamo. E forse quando mi dicono ma non abbiamo la possibilità economica, ma avete anche tanti imprenditori, abbiamo degli imprenditori che potrebbero aiutare a promuovere il territorio, o sbaglio, Sindaco Barbierato? No, noi investiamo parecchie risorse anche per pubblicizzare proprio questo aspetto. Abbiamo da un anno come testimonial anche Sofia Goggia, che è una sciatrice di fama internazionale, che sarà ambassador della nostra città fino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sicuramente anche il rapporto con i medici è molto importante. Noi non sottovalutiamo il fatto che in una recente intervista Mara Venier ha detto che un consiglio di venire ad Abano per fare la riabilitazione è stato dato da un professore, da un luminare di Milano. Quindi questo aspetto naturalmente dobbiamo rafforzarlo, anche i nostri albergatori sono impegnati nel stringere relazioni anche con i medici, perché anche grazie attraverso i loro consigli il nostro prodotto, la nostra cura termale viene conosciuta. Sicuramente apprezziamo anche lo sforzo della Regione Veneto, che ha ampliato il budget a disposizione delle cure termali, e quindi su questo aspetto stiamo lavorando proprio per cercare di potenziare al massimo, sia attraverso la promozione del territorio che anche attraverso gli interventi dei privati, il nostro prodotto, perché poi ha un risultato molto tangibile, apprezzato da centinaia e centinaia di persone, non solo italiane, ma che arrivano anche dai paesi di lingua tedesca, Svizzera, Austria, Germania, Francia. I francesi apprezzano molto le nostre cure termali, quindi lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello di divulgare e stringere anche dei rapporti molto stretti anche con i medici, che poi sono quelli che consigliano le persone e che consigliano poi di venire ad Abano Terme. Allora ve lo dico io, se non lo sapete a casa, per fare questo dovete rivolgervi all'ufficio prestazioni, vero Sindaco? Sono loro che decidono dell'ULSS. È evidente che il proprio medico o i specialisti possono ordinare le cure termali, che sono proprio sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, sono convenzionate, e quindi c'è anche questa possibilità che molti conoscono, ma che forse va fatta conoscere ai più giovani. Noi notiamo che i giovani si stanno molto avvicinando, famiglie, sportivi, a conoscere i benefici del fango e dell'acqua termale, proprio perché oltre all'aspetto curativo
c'è anche l'aspetto preventivo, quindi non solo curare i dolori ma anche prevenirli e quindi fare tutta un'attività di base qui nel nostro territorio che può prevenire reumatismi, può prevenire infiammazioni, le può risolvere in tempi più rapidi, ed è evidente che questo è un unicum che abbiamo nel nostro territorio e che noi ogni giorno ci sforziamo di far conoscere a tutti. Claudio da Marano Vicentino, ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo visto 130.000 persone in piazza che contestano un governo votato in Italia da 1 su 5, perché se voi moltiplicate 12 milioni per 5 vi fa 60 milioni che sono i cittadini che abitano in Italia. Allora, quando è così e spendono 30 miliardi di armi, ma non è che spendono 30 miliardi di armi partendo da zero, c'è già la spesa ordinaria che c'è stata, e allora questi 30 miliardi, se fossero stati investiti dove servono ai cittadini, avrebbero fatto molte cose. Invece pensano, come hanno pensato, a privatizzare l'ENI, a darla in mano ai soldi americani, ai miliardari americani. Adesso spendono miliardi in armi. Cioè è un partito, la destra, che miliarda i miliardari e vuole far credere che non è così. Buona giornata signori. Grazie Claudio, veramente, ecco, per far capire l'importanza anche che abbiamo delle persone che ci chiamano, che fanno le proprie riflessioni, che possono parlare a voce alta e dire quello che pensano. Certo che tutte quelle persone fanno veramente pensare, ecco, il buon senso, come ripeto e lo ridico, che abbiamo noi popolo italiano, perché ne abbiamo veramente tanto. Sindaco, un'altra cosa volevo chiedere. Noi abbiamo passato questi anni di pandemia terribili, dove abbiamo visto, ecco, il problema che hanno avuto specialmente questi grandi alberghi, questi ristoranti. Hanno chiuso, voi non avete idea, una marea di locali. Io ieri ho fatto un giro sulle nostre colline del Prosecco, come ci dicono, e devo dire la verità, ho visto sì persone, ma i soliti 2 o 3 locali, tutto il resto è noia, perciò che vengono a parlare con me quando danno i numeri. Ecco, quando i numeri li vedo quando vedo la piazza piena, i numeri li vedo a Venezia, avete visto delle code incredibili, i numeri li vedo quando ci sono delle sagre importanti dove la gente partecipa, ma io voglio vederle, perché i numeri dove non vedo la gente non mi tornano molto, Sindaco. Eppure questi albergatori hanno tenuto duro, chi ha potuto ha rilanciato, ha cercato di ancora di più investire nella propria attività, e questa è stata la forza anche di Abano, credere nella propria attività anche su grande fatica, ma crederci, e poi il risultato finale lo abbiamo sentito. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco, in questo momento? Perché è facile arrivare, ma poi stare a galla è difficile, è quello il problema. Prego. È proprio vero. Allora, noi abbiamo avuto sicuramente un sistema di territorio che ha retto, nonostante un periodo nero del Covid, ha retto, ha voluto investire, e quindi questo ha consentito di recuperare molto più velocemente il post-Covid. Oggi abbiamo davanti una sfida che è quella di continuare a promuovere il territorio. Dobbiamo recuperare anche un po' di turismo estero, e non dimentichiamoci che noi ante Covid eravamo il terzo, la Russia era il terzo mercato straniero del nostro territorio, quindi lo abbiamo sostituito velocemente con soprattutto pubblico e clienti italiani. Ci auguriamo che la guerra in Russia possa terminare finalmente, perché il sacrificio di vite umane è inutile, e comunque si ristabilirebbero anche quei rapporti che avevamo ante Covid e che hanno fatto, ripeto, del mercato russo il terzo mercato della città. Noi dobbiamo continuare in un momento di particolare difficoltà, perché noi nel 2025 è evidente che sconteremo tutti delle difficoltà legate ai turisti italiani che hanno sempre meno soldi in tasca, non vogliono rinunciare al nostro territorio, alle terme, ma magari riducono la permanenza. Quindi abbiamo questo
questo elemento da combattere. Dobbiamo far recuperare il turismo straniero e dobbiamo farlo attraverso una promozione che possa essere una promozione anche all'estero del nostro territorio. Tutto questo ci porta a un 2025 sicuramente con delle buone previsioni da quello che vediamo su Pasqua e sui ponti fino a giugno. Sicuramente la seconda metà dell'anno è una sfida che dobbiamo affrontare anche con una promozione rafforzata all'estero. Grazie veramente Sindaco di aver fatto capire l'importanza di esserci nel territorio, io glielo dico, investite, perché noi abbiamo bisogno anche di conoscere, di capire, come ripeto, gli turisti stranieri delle volte sanno di più di noi e dovete arrivare anche vicino alle nostre fragilità. Io penso anche una collaborazione con queste RSA, perché non portarli a fare una settimana? Ci sono delle rette pazzesche, io capisco che tutto costa, ma dobbiamo anche dare dei servizi a queste persone, perché non portarli una volta o 2 volte all'anno, magari a turno, in queste bellissime residenze che abbiamo alberghiere, che sono veramente delle attività meravigliose, soprattutto ai diversamente agili mi rivolgo, Sindaco, perché io quando sento che a Cortina gli alberghi non sono attrezzati, poi vengo a Arbano e vedo cosa dice anche il dottor Carraro e vedo la qualità, ecco, dell'offerta del servizio, mi viene molto da pensare. Vuol dire che non si voleva fare perché non si credeva in questo. Adesso abbiamo queste Olimpiadi Milano-Cortina, allora qualcuno si è svegliato e ha detto, visto che anche i diversamente agili spendono, arrivano con famiglie, con persone e danno beneficio al territorio, forse dobbiamo ripensare a quello che invece pensavamo una volta. Ecco, capisce perché dico questo, Sindaco? Perché veramente bisogna capire che tutti noi abbiamo delle strutture che hanno proprio una grande qualità del servizio, soprattutto sulla riabilitazione che viene fatta anche in acqua termale. È una riabilitazione che ha dei valori e ha dei risultati sorprendenti, ve lo dice chi l'ha provato per un infortunio al ginocchio che è stato recuperato pienamente con la riabilitazione in acqua termale. È un unicum che abbiamo, noi dobbiamo farlo conoscere e molte persone iniziano a conoscerlo, molte persone vengono a curarsi ma anche in un ambiente piacevole, quindi non solo in un ospedale, sono in un hotel, fanno le loro vacanze, fanno la riabilitazione, stanno bene, mangiano bene, insomma diciamo che l'attenzione alla persona. Bravo nelle Sindaco, l'ha aggiunto, mangiano bene, che è importante per noi italiani, veneti, mangiare bene, stare bene, ma mangiare anche bene. Sindaco, devo salutarla, la ringrazio di questo intervento a Sveglia Veneti. Mirella, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Mi ha fatto proprio piacere rivederla. Vediamo come ci saluta anche Marco Caramanna. Con quale saluto ci lasci, Marco? Grazie ancora dell'invito, vi lascio con un saluto, un augurio di serenità per tutti quanti noi, che arrivi finalmente un momento più tranquillo dove ci possiamo dedicare più alle attività quotidiane e non pensare a tutto quello che sta succedendo in questo momento. Spero che arrivi per i ragazzi nostri un futuro più sereno. Marco Caramanna, presidente casa di Matteo di Napoli, che era collegato con noi. Un abbraccio a tutti voi, veramente caloroso da tutta questa grande famiglia di Sveglia Veneti. E Marco, continua così, non mollare, che sei veramente un grande. Grazie Marco, grazie a tutta meravigliosa squadra di volontari che fanno questo per questi bambini già molto provati. Grazie, grazie, pubblicità. Per me è un onore avere questi due graditissimi ospiti. Saluto Anita Becchin e Paolo Scarpa, eccoli qua. Chi non conosce queste persone li conoscerete questa mattina.
perché fanno una cosa importantissima, stanno cercando di dare un segnale positivo con la loro disciplina che è la canoa a quei ragazzi, a quelle donne, a quelle persone che si sentono emarginate, sole, che non hanno punti di riferimento. Loro sono diventati un punto di riferimento, però non è capito da chi? Da quella politica che dovrebbe aiutare e supportare questi progetti che loro portano, perché non ci sono mai i soldi, però dove vogliono i soldi li trovano, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto anche questa mattina. E io penso allora che non ci si può lamentare se abbiamo questi pochi ragazzini e ragazzini sopra le righe, perché nessuno ha il coraggio o non vuole fermarli, perché ho anche questo dubbio, ma come? Io ti porto un progetto che può veramente fare del bene a tutta la comunità, salvando anche questi ragazzi, facendogli capire che ci sono altri stili di vita, anche con una disciplina sportiva che può cambiare il tuo percorso. Però dobbiamo supportarli, non dire no, non abbiamo soldi, mi porti il progetto, poi lo vediamo, poi non arriva niente. Sentiremo cosa ne pensano. Vediamo se è con noi anche Samuel Peron. Ciao Samuel, che piacere averti ospite finalmente. Chi non conosce questa meraviglia di ballerino, ciao buongiorno. Ciao Samuel. Buongiorno a tutti. Che piacere, anche la tua disciplina. Allora io volevo proprio dirti questo, Samuel. Io sabato sono stata a fare una raccolta di firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti alla discoteca Odissea a Treviso, che è una delle più famose e rinomate. La conosco, allora, la conosco. La conosci? Allora, quello che mi ha stupito, Anita, ho detto, Madonna, ma siamo proprio forti. Le donne di tutte le età che arrivavano da sole, ascoltate bene la Mirella, non neanche preparatissime, normali, l'impiegata, la casalinga, la ragazza, per ballare. Ecco. Perché io le fermavo, Samuel, e dicevo, scusami, vieni qua che ti guardo e ti abbraccio. Queste qua rimanevano un po' scioccate, cosa vuole questa qua? Mica tutte mi conoscono. E dicevo, ma sai che sei proprio una tosta numero uno, perché sei qua? Per ballare. Samuel, per ballare da sole. Poi io andavo anche a vedere, ma chi se ne frega dell'uomo, chi arriva, chi balla bene. E io mi dicevo, quello no Mirella, quello non si bomba e lascio perdere, per carità, mica venivo a capo a insegnare, ma io voglio ballare. Samuel, cosa dici a queste donne? Ce l'abbiamo fatta finalmente, anche questa è autonomia, o sbaglio? Ma io non so di che cosa vi state sorprendendo, perché alla fin fine voi donne siete sempre state autonome da questo punto di vista, avete sfondato porte, avete rotto dei meccanismi che si erano inceppati, quindi di conseguenza per me voi donne siete rivoluzionarie e lo siete sempre state. E che voi ballate assieme lo fate dai tempi dei tempi, perché poi alla fin fine gli uomini quando entrano in balera o in discoteca vedono le donne ballare assieme, allora si avvicinano per approcciare. Quindi non è una novità che le donne ballano assieme, come anche io conosco tantissime donne e ho tantissime amiche che hanno la motocicletta o hanno l'Harley Davidson, quindi sono delle rider pazzesche. Come sono anche delle bravissime pilote di macchine. Bravi. E gli piace fare o rally o correre su pista. Arriva la voce? Avete sempre una marcia in più, quindi di che cosa vi state preoccupando? No, non mi sto preoccupando, lo dico a quelle donne che ancora non riescono a fare quel passo, perché vedi, tu sei preparato, sai, vedi la situazione, l'hai anche detta chiaramente, anch'io in parte, però quelle donne che sono a casa e mi soia, oh mamma mia, tu che vaga, mi soiano, mi vergogno, perché sai, qui siamo anche a Profondo Nord, tu sei a Roma, ma io vivo qua che è Profondo Nord, caro Samuel, mica così semplice. No, ma mio Soste sì, mica semplice come la fai tu qua. Allora, il discorso è questo, non è una forma mentis, uno stato psicologico, una forma mentis solamente femminile, è un po' anche maschile, perché se ci pensate anche molti uomini, soprattutto quando sono giovani, hanno delle difficoltà ad approcciare con le donne, con le ragazze, perché proprio è una forma di sminuirsi che è sbagliata, mentre invece bisognerebbe essere semplici, umili, avvicinarsi e cercare di approcciare in modo tale da poter
creare una comunicazione, un collegamento. Guarda, io ti spiego un attimo questo discorso. Io ho iniziato tanti anni fa, che poi si è fermato, si è arenato per via di mancanza di fondi, perché poi non riuscivamo ad avere fondi da parte dello Stato, un progetto all'interno delle scuole che si chiamava Sballando Ballando, dove entravamo nelle scuole e insegnavamo ai ragazzi che per divertirsi non era necessario bere, fumare, drogarsi, quindi non c'era bisogno di uno sballo da quel punto di vista, bastava solamente avere consapevolezza. Con il ballo abbiamo riscontrato, e poi io questo l'ho portato all'interno della mia tesi sperimentale che ho presentato quando mi sono laureato, il ballo è stata una forma pedagogica molto importante per aiutare i ragazzi ad approcciare tra sesso di diverso genere, tra uomo, donna, donna, uomo. C'era una maggiore relazione tra i gruppi, una maggiore, oltre che rapporto, c'era anche inclusione da parte dei gruppi e dei ragazzi stessi nei confronti di ragazzi che avevano diversità, dall'autismo a Down, la forma Down, e hanno anche migliorato l'approccio con lo studio e l'aspetto scolastico. Quindi secondo me è la forma proprio educativa che bisogna partire dai giovani. Quindi non è un discorso le persone hanno questa difficoltà a relazionarsi, è proprio se noi iniziamo sin da quando sono giovani a fargli capire che con molta tranquillità e semplicità basta avvicinarsi e dire ciao, io mi chiamo, in questo caso Samuel, mi piacerebbe conoscerti, senza secondi fini per il momento, è la cosa più bella. Bravo Samuel, quante cose potremmo fare con questi bambini, con questi ragazzi che non possiamo fare o non vogliamo fare o non ci lasciano fare. Allora Anita, come commenti le parole di Samuel Peron e quello che stai facendo tu assieme a Paolo? Spieghiamo anche di cosa ti occupi e cosa fai. Prego Anita. Allora, intanto ciao Samuel, un piacere vederti e anche conoscerti. Poi io vengo da un paese di un altro grande ballerino come te, di Cledi Cadiu. Quindi, Albania. Sono albanese da 34 anni in Italia, quindi sono italianizzata. E io sono molto d'accordo con perché condivide quello che noi è il nostro, diciamo, obiettivo con i ragazzi, ma per fare tutto quello che dice anche Samuel, che diciamo anche noi, c'è bisogno anche della famiglia, dell'appoggio da parte della famiglia. Quindi la famiglia non potrebbe usare una società sportiva o una scuola di ballo, qualsiasi disciplina, come un parcheggio. Quindi deve essere molta attenzione. I risultati arrivano, ma i risultati arrivano dal momento in cui c'è praticamente le strade si incontrano a un punto, a un obiettivo, la famiglia, la scuola, i servizi sociali e le società sportive. Allora sì che arriviamo ad un obiettivo di risolvere questa problematica. Quindi è molto importante la collaborazione della famiglia, della scuola, dei servizi sociali e delle società sportive. Altrimenti il problema, questa è una catena, se noi ci fermiamo, a un certo punto la catena si interrompe e non possiamo arrivare dove noi vogliamo arrivare. Come abbiamo detto, le problematiche sono tantissime, di diversi tipi, di diversi generi. Però non è che sono irrisolvibili, perché i ragazzi, nessun ragazzo nasce indelinquente, nessun ragazzo nasce bullo, nessun ragazzo nasce cattivo, perché questi ragazzi, se tu li vedi in gruppo, fanno forza, tutto quanto, ma se tu li prendi uno alla volta, sono i ragazzi fragili, perché il bullo nasce dai ragazzi sensibili, il bullismo nasce dai ragazzi che hanno paura, e per poter far vedere che sono forti si ribellano in questa maniera qua. Paolo Scarpa, come commenti le parole di Anita? Sono molto chiare, fanno capire che bisogna fare una squadra tutti assieme, non solo i ragazzi, tutti noi dobbiamo unirci per dare questa opportunità a questo ragazzo di fare altri percorsi anche sportivi. Prego. Sì, allora saluto Samuel, che io l'ho sempre visto per TV, il codo, perciò ho avuto modo adesso di vedere anche la sua opinione. La sua disciplina, il suo sport è una delle prime cose che l'uomo ha imparato a fare, perché il ballo è la prima espressione che noi abbiamo.
e devo dire che ci può essere un collegamento tra quello che facciamo noi all'aria aperta, sfruttando al massimo per quanto riguarda il paesaggio, perciò noi frequentiamo soprattutto fiumi, laghi, mare, lagune. Vediamo anche le immagini che hanno portato, per cortesia, prego. Questi sono i nostri, diciamo, habitat, i nostri ambienti, dove che noi portiamo le persone ad avere delle esperienze sia singole che di gruppo. Se sono singole sono delle barche singole, però c'è sempre il gruppo che viene con una guida che fa, ecco, noi vediamo adesso degli esempi delle canoe. Questo è l'ambiente dove noi andiamo a lavorare, questi sono dei ragazzi dove pratichiamo questa disciplina, il kayak, vedete? Adesso sono tutti singolarmente, ognuno ha la sua barca. Questo è molto importante perché ricordate che salire su un kayak e gestire il kayak singolarmente, portarlo a cosa, non è una cosa da tutti. Ci sono dei processi, diciamo, di apprendimento con un certo percorso didattico, diciamo, finché il ragazzo diventa autonomo. Questo gli permette, soprattutto gli permette di lavorare su un ambiente sano, contatto con la natura, l'acqua. Allora, lavorare con l'acqua è già una terapia. Cioè, per quanto riguarda il livello psicosomatico, noi andiamo già a riequilibrare i nostri sistemi nervosi, tra simpatico e parasimpatico. Di conseguenza perché per noi per galleggiare con questi tipi di canoe qua, dobbiamo avere un equilibrio. Il nostro equilibrio sia psichico che mentale. Questo ci porta proprio a individuare i soggetti. Questi sono già soggetti, diciamo, già evoluti. Avanzati. Già evoluti rispetto, diciamo, a quando si prende una persona. L'unica cosa è che noi qui abbiamo un percorso da fare. Abbiamo queste esperienze qua singolarmente e poi abbiamo, che è il nostro punto di forza, che abbiamo cercato di lavorare in gruppo, che è il Dragon Boat. Il Dragon Boat è un'imbarcazione da 10 o da 20 persone che si pagaglia tutti insieme. Questo ci permette di creare l'inclusione, creare un team, il cosiddetto team building, diciamo un team di forza che ci permette di entrare dentro in un ambiente, un gruppo, e l'unione fa la forza, no? Lo ricordiamo anche di tua cognata e tuo fratello, con queste donne che nonostante queste patologie... Lui è stato diciamo l'artefice, perché Daniele ha portato lui il Dragon Boat e tutte quelle discipline, diciamo, oceaniche, no? Dal surf ski, dalla canoa polinesiana, dal SUP, tutte queste cose qua, portate sia dall'Australia che dalle Hawaii. Di conseguenza è stato, diciamo, il promotore che... Però come tutte le cose le ha provate talmente tanto presto, le ha talmente anticipate, che all'inizio non sono state, diciamo, prese o per poco. Perché lui è un illuminato come te, come Anita, siccome siete illuminati succede così dopo, no? Sì, è una persona che porta talmente cose, va sempre alla ricerca di cose nuove e di conseguenza, diciamo, adesso è il momento che queste discipline della canoa, che comprende sempre il mondo della canoa, perché la canoa, questo è bello, che non si ferma, cioè non è come un'altra disciplina che può essere ferma là. No, noi abbiamo la canoa olimpica, la canoa olimpica discesa, slalom, abbiamo la canoa da mare, surf ski, abbiamo la canadese, che è quella in ginocchio, quella che rappresenta, che sarebbe stata la monopala. Abbiamo il Dragon, quello che ci porta tutti insieme di gruppo, che lavorava sul gruppo. Abbiamo, scusa Paolo, ma tu e Daniele avete anche due donne toste a fianco, sì, devo dire, abbiamo anche due donne che non ci danno tregua, che anzi ci fa lavorare. Samuel, qual è l'importanza, come hai detto tu, di avere anche queste donne toste al fianco che ti accompagnano anche in percorsi anche difficili sportivi? Ecco, l'importanza però di unire le forze. Prego Samuel, come commenti le parole di Paolo e di Anita? Allora, io convengo con quello che stanno dicendo loro, con gli ospiti che ha in studio. Come diceva De Coubertin, mens sana in corpore sano, e quindi portiamo avanti questa teoria. Negli ultimi decenni si è privatizzato tutto quanto, quindi di conseguenza le famiglie sono costrette a
dedicarsi a delle attività extrascolastiche e portare per la loro per la formazione dei propri figli giustamente i ragazzi in strutture private, che possano essere campi da calcio, che possano essere società calcistiche, che possano essere di basket, che possano essere di canoe, che possono essere di ballo. Io parlo così perché, essendomi laureato in scienze motorie, so benissimo come funziona tutto l'aspetto sportivo ed è fondamentale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Il discorso mio è il discorso che faceva Anita, sì, c'è tantissimo bisogno da parte del supporto delle famiglie, però anche dobbiamo ricordarci che le famiglie si affidano agli enti pubblici e si sta privatizzando tutto, quindi qual è la cosa primaria da fare? È ritornare indietro e dare responsabilità, ruolo e il valore giusto e adeguato alla formazione dei ragazzi. Quindi dobbiamo tornare indietro e chiedere allo Stato di mettere a disposizione all'interno degli istituti scolastici tutte le attività possibili per la formazione dei ragazzi, perché se io devo portare mio figlio dalle 8 del mattino fino alle 12, 12:30 e poi andarlo a prenderlo, e per la sua formazione, che possa essere musicale, quindi tutti gli aspetti coreutici, sportiva o quant'altro, o artistica, in strutture private, mi viene a mancare quel supporto da parte dello Stato. Quindi io dico, perché non possono esserci, visto che ci sono le strutture, ci sono le palestre, ci sono le scuole, ci sono gli insegnanti, c'è bisogno di un rigenerarsi anche dei maestri, da persone di una certa età che hanno bisogno di andare in pensione, a mettere dei professori nuovi che possano aiutare la formazione dei nostri ragazzi. Perché non dare una spinta in più alla formazione dei giovani all'interno degli istituti scolastici e mettere discipline che possano essere funzionali alla formazione? Perché, come stavate dicendo, i ragazzi, il bullismo viene dal momento in cui viene avanti l'ignoranza. L'ignoranza fa forza sulla spalla dell'altro. Come torno a ripetere, che spiegavo prima, con il ballo, che può essere anche con il karate, che può essere anche con il basket, può essere anche con altre discipline sportive, lo sport è molto educativo e formativo. Io non ho mai sentito parlare di bullismo all'interno di gruppi musicali o di altre realtà. Perché? Perché tutti cercano di apprendere, creare, sviluppare ed evolvere, perché l'arte non ha mai fatto del male, anzi ha sempre rotto Samuel, però vedi, ma Samuel, c'è un grande problema che abbiamo, ed è il mondo del volontariato. Facciamo vedere la locandina, per cortesia, del 13 aprile, che abbiamo cercato di dare un segnale. Parteciperanno anche Paolo e Anita con questa canoa, poi vi spiegheranno. È un momento di riflessione tra le associazioni. Perché, Samuel? Perché io tutte le mattine ho associazioni di volontariato da anni, e quello che mi preoccupava era sentire che io non li conoscevo e loro non si conoscono tra di loro. Siamo in tanti ma divisi, ognuno fa la propria cosa, finito quella giornata si chiude il sipario, si aspetta di farne un'altra, mai tutte assieme. Allora abbiamo organizzato il villaggio delle associazioni, che non sarà rivolto ai cittadini, per carità, poi i cittadini passeranno, perché siamo su una delle zone più belle che abbiamo in Veneto, e lo dico a Treviso, lungo il Sile, perciò dove questa area meravigliosa ci sono anche queste due figure mitiche, Anita e Paolo, che veramente stanno cercando di dare il loro contributo, perché finché rimaniamo divisi non andiamo da nessuna parte. Non è possibile, Samuel, che non abbiamo giovani nel mondo del volontariato, non li abbiamo. Perché? Perché non si fidano, non ci conoscono. Come hai detto tu, a scuola bisogna trovare il dirigente che ti apre le porte, che sia sensibile a questa proposta che tu vuoi fare, ma poi non basta. Come hai detto tu, il ragazzo quando ha terminato la scuola deve essere preso per mano. Possibile che non troviamo qualcosa che lo intrighi? Vuoi fare la canoa, vuoi ballare, vuoi dipingere, vuoi suonare, vieni che ti porto, le abbiamo. No, è troppo facile, bisogna lasciarli là, parcheggiati là determinate ore, e dopo
Io ho ragazzi qua, Samuel, lo dico sia a Paolo che a Anita, che dicono noi vorremmo una scuola diversa, sì la didattica ma poi anche qualcos'altro. Cioè qua io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è imparare, conoscere, apprendere, essere intrigato, diventare protagonista anche sbagliando, e invece non si fa, perché vuol dire metterti a lavorare, mettersi la faccia. Allora cosa fanno? Ti mettono davanti la burocrazia, là ti bloccano, ma l'assicurazione, ma il trasporto, e invece non si vuole fare. Anita, cosa vuoi dire? Allora, come ti ho spiegato anche per telefono quando ci hai chiamati e ci hai invitati qua, siamo un po' diciamo delusi, perché noi il nostro lo facciamo. Il problema è che dopo rientra la burocrazia. Quindi è successo, noi, Samuel, abbiamo fatto un progetto molto bello, perché noi siamo, oltre di essere genitori, siamo nonni e lavoriamo su questo settore, e le problematiche noi li tocchiamo con le nostre mani, li guardiamo con i nostri occhi, giorno per giorno, che lavoriamo con istituti scolastici, sia con le elementari, sia le medie, superiori e università. Allora, vedendo la necessità, ci siamo guardati e abbiamo detto, guarda, facciamo un progetto che può aiutare le famiglie e può aiutare anche la scuola. E quindi ci siamo buttati là giorni e giorni di presentare questo progetto. Cosa consiste questo progetto qua? Quando i ragazzi vanno a scuola e si comportano male, vengono chiamati dalla preside e vengono allontanati, vengono presi dei provvedimenti che li allontanano dalla scuola. Allora cosa abbiamo detto noi? Facciamo questo progetto, ci proponiamo noi come società sportiva, come scuola di canoa praticamente, di fare una collaborazione insieme con i servizi sociali, l'ULS, scuola, la famiglia e noi. Quindi quando un ragazzo viene preso un provvedimento che lo vogliono allontanare dalla scuola, scatta l'allarme, ci chiamano noi ci presentiamo a scuola, prendiamo il ragazzo o la ragazza o i ragazzi, magari se sono a casa, se è a casa in famiglia, li prendiamo praticamente direttamente dalla scuola nell'orario scolastico, li portiamo nel nostro club, cerchiamo di inserirli nel mondo dello sport e quello lavorativo e quello educativo, li riprendiamo di nuovo, noi li portiamo a scuola nell'orario scolastico, dove il genitore lo porta a scuola e lo va a prendere a scuola. Perché? Perché questa cosa qua, Mirella? Perché se un ragazzo viene allontanato dalla scuola, ok, la mamma cosa fa o il papà? Corre dal lavoro, deve andare a prendere il ragazzo, la deve portare a casa, la deve lasciare a casa e deve tornare al lavoro, perché un genitore deve lavorare per mantenere i figli. Quindi il ragazzo ha ottenuto quello che voleva, non andare a scuola e fare quello che vuole. Paolo, come commenti? Commento o che, aggiungi? No, aggiungo, posso aggiungere solamente che in questa situazione che ci troviamo, che è degradata, no, cioè non sono 20 anni che c'è questa situazione, sono quei 3-4 anni che, soprattutto post-Covid, che ha messo in una situazione, una condizione, anche Treviso, una città, per l'amor di Dio, provinciale, perché non è che ci stiamo parlando, però è diventata pericolosa. Treviso la possiamo considerare il Bronx del nord-est, perché ultimamente con tutte le cose, con tutti, come si può dire, con tutte le aggressioni che ci sono state, continuamente ogni sabato e domenica tu leggi sui giornali gruppi di ragazzi che si affrontano tra di loro, che si picchiano, che gente, insomma, trovano un anziano che gli dice cerca di non fumare che fa bene solamente per la tua salute. E lo picchiano. Si girano dall'altra parte e mettono un coltello sulla schiena. Cioè è una situazione veramente che io non avrei mai pensato. Eppure Paolo, guarda Paolo, scusami se ma dialoghiamo. Non è così, io sono trevigiana, Paolo, non è così. Sai cosa regna adesso sovrana, te lo dico io? Sì. La paura. La paura di affrontare il ragazzino. Sì. Allora io ho detto a casa, e dopo sentiamo anche Samuel cosa ne pensa. Io ho detto, io non posso aver paura di un 14enne, un 13enne che potrebbe essere mio figlio. Io me lo devo andare a prendere questo ragazzo e guardarmelo proprio. E magari prenderlo anche, vieni qua che ti guardo bene chi sei. Il problema è che regna sovrana la paura, l'anziano, il diverso
diversamente giovane, come lo chiamo io, ha paura di uscire alle 5 del pomeriggio perché trova questi gruppetti. Non può essere, però è più pericoloso ancora stare a casa che ti arriva il truffatore e ti porta via tutto. Capisci che è la paura che regna sovrana? Sì, ma questo qua, da cosa è scaturito questa roba qua? È scaturito che fanno branco perché soprattutto sono tutti collegati col sistema informatico, con questi cellulari, con queste situazioni, con la tecnologia che viaggia questa categoria, dove che viaggia tutto un messaggio negativo. Sì, ma allora io non vedo ma ascolta Paolo, Paolo, no, non è così, Paolo. Quando che c'è qualcosa di positivo non viene mai qua. Paolo, ma non è così, perché i nomi sono sempre gli stessi, loro sanno chi sono. Ma allora bisogna isolarli. Hai capito? I nomi e i cognomi sono quelli e sono pochi e non li isolano. Perché? Perché la legge non mi consente di andare oltre, perché è minore, perché intanto tanto non mi fanno niente, riprovo. Samuel, cosa vuoi aggiungere? Cosa fare per fermare questi pochi rispetto a quelli bravi, che ne abbiamo veramente tanti, non si parla mai, che invece cercano di aiutare, di fare un percorso veramente bello, ma in Italia chi si comporta bene è castigato, non viene mai premiato. No, non viene mai preso come esempio. È preso come esempio. Samuel? Si chiama educazione, c'è bisogno che lo Stato si attivi da questo punto di vista. Io ho tantissimi amici che stanno nelle forze dell'ordine e hanno leggi non a loro favore, non possono bloccare una persona, non lo possono fermare, a volte hanno difficoltà anche ad ammanettarli perché possono essere denunciati di violenza nei confronti del criminale stesso. È assurdo, ci sono delle leggi, sono leggi contraddittorie, quindi di conseguenza si sta veramente perdendo il senso del buon senso. Serve necessariamente formazione sin da bambini, dare l'opportunità ai ragazzi di essere impegnati ed occupati con attività che possono essere sportive, coreutiche, che possano renderli impegnati in qualcosa che li valorizzi, che gli dia una personalità, un carattere e che gli faccia capire che attraverso quello che loro fanno possono comunicare e lanciare dei segnali positivi ai loro colleghi e ai loro coetanei. Perché vedere un ragazzetto che mi va alle Olimpiadi o vedere che va ai mondiali e che porta a casa il premio è valorizzante e dà l'opportunità ad altri ragazzi di dire lo posso fare anch'io, perché no? Però al contempo serve da parte delle istituzioni pubbliche e da parte del governo delle leggi che permettano questo, perché si è bloccato tutto, è un meccanismo che si è inceppato, è un orologio che ha delle lancette, ha dei meccanismi che si sono inceppati e non permette una... Sì, ma siamo in attesa che aggiustino l'orologio inceppato. Noi cosa facciamo? Lasciamo che continuino a fare questo, vogliamo fermarli. Anita, cosa vuoi dire? Associazioni, enti privati che contribuiscono. Sentire anche l'opinione sua per quanto riguarda questo tipo di progetto che noi abbiamo presentato, è stato preso bellissimo, bello, abbiamo avuto anche incontri con i presidi dei vari assessoriati, con le istituzioni, l'hanno valutato moltissimo, è bellissimo, stavamo aspettando proprio un progetto così, dopodiché è subentrato la politica e hanno detto no, non ci sono soldi per fare questo tipo di progetto. Quindi le cose sono due: vogliamo prendere il problema da quando è all'inizio o vogliamo che il problema va avanti, che dopo non c'è più la soluzione, come è successo con un ragazzo, faccio anche praticamente in il comune di Silea, sto ragazzo da 2 anni che aveva problemi, hanno aspettato che ha fatto 18 anni per essere arrestato. Quindi i problemi li dobbiamo risolvere o li dobbiamo nasconderli, che dopo diventa più grande di quello che si rappresenta all'inizio? Anche perché io lo dico tutte le mattine, Anita, tu sbagli dai 14 e vai avanti, tanto, però poi quando arrivi ai 18 paghi tutte le cose, perché questo non lo dice nessuno. Alla fine tu pagherai, però non devi aspettare 4 anni, la bolletta della luce che tu non lo paghi, ma dopo ti arriva il conto e la devi pagare tutto insieme. Ma allora cosa facciamo? Cioè noi ci proponiamo come società sportiva dare una soluzione. Ok, le famiglie lo vogliono la soluzione, perché la famiglia non è 24 ore su 24 con i ragazzi, un'età
è un'età critica, poi da 12 adesso è abbassato anche l'età dei ragazzi problematici, iniziano da 11 anni, 12 anni, che non è mai esistito sta cosa qua. Quindi se io come società sportiva metto a disposizione i mezzi, gli istruttori, la struttura, perché non deve essere abbracciata dalle istituzioni? Anita, cosa costava questo progetto? Ma questo progetto è stato detto 50 euro al giorno praticamente, che comprendeva sia trasporto dei ragazzi dal al, compreso le 4 ore sì, dentro la struttura. Non era redditizio, è chiaro, perché sono 50 euro per 4 ore. Un tecnico, non è che puoi mettere un ragazzino a contatto, ci vuole uno preparato, un professionista. Preparato, una persona che ha anche un vissuto, che ha una certa esperienza della vita, del coso. E automaticamente, diciamo così, un rappresentante soprattutto di stile di vita in maniera che questi ragazzi vedono cosa c'è, cosa propone, cosa dobbiamo inserire sulla strada giusta. E certo che è difficile il recupero per questi ragazzi qua, però intanto proviamo, diamo l'opportunità a loro di vedere, perché probabilmente loro neanche non conoscono questa realtà, non la conoscono, conoscono totalmente altre cose, ma queste realtà non le conoscono. Samuel, sentiamo che Anita vuole il tuo parere su questo progetto, prego Samuel. Ma quello che stanno facendo loro era più o meno quello che stavamo facendo noi con il mio gruppo e con l'associazione, che eravamo all'interno delle scuole e attraverso il ballo insegnavamo ai ragazzi come c'era necessità di relazionarsi ed educarsi. Solamente vi avevo spiegato, poi si è arenato questo progetto perché mancavano dei fondi pubblici che non ci permettevano di andare avanti. Nemmeno noi avevamo degli utili con questo progetto, perché quello che arrivava lo utilizzavamo per fare un lavoro sul sociale. Quindi di conseguenza tutte queste realtà che sposano il fatto di aiutare e coinvolgere i ragazzi vanno benissimo. Serve una rivoluzione che deve venire da parte del governo, il governo che ragazzi, se non c'è una rivoluzione negli istituti scolastici non si potrà mai un cambiamento. Quello discorso. Se la scuola non capisce l'importanza di questo. Scusatemi un attimo. Dal momento in cui un professore ha difficoltà a dire a un ragazzo metti via il cellulare perché sennò viene richiamato dal preside, perché i genitori si avvalgono di questo per poi far denuncia al professore. No, di cosa stiamo parlando? Cioè viene a mancare il ruolo, l'importanza e il valore dell'istruzione. Certo. Ma sai Samuel, ti dico, sabato ho avuto il sindaco di un paese qui vicino, ti dico anche dove, di Marcon, dove ha raccontato un fatto veramente spiacevole, dove sono stati individuati i ragazzini che avevano lanciato dei sassi da un ponte. Dei ponti. Lui ha convocato i genitori e un paio di genitori hanno detto paghiamo tutte le conseguenze, siamo noi, ci rendiamo conto del problema. Altri gli hanno detto ma qual è, scusa, il problema, sindaco? Cosa ha fatto alla fine mio figlio? Non è mica perseguibile? Niente. Cioè, capisci che questo sindaco ha detto ma come parlo io con questi genitori? Cioè, ma hai capito? L'ha raccontato sabato che l'ho avuto ospite proprio il sindaco di Marcon e ha detto Mirella sono rimasto, ma te ne dico, un altro sindaco ha detto guarda Mirella, di fronte al video che facevo vedere suo figlio che stava imbrattando anche un monumento, questo genitore mi continuava a dire guarda che non è mica mio figlio. Ma come non è tuo figlio? Ma non stai guardando, no, ma non è mio figlio, come fai tu a dire che è mio figlio? Ma scusa, guarda ma non vedi che è tuo figlio? Capisci che io non devo essere fortunato o sfortunato ad avere quella famiglia, io devo imparare a rigar dritto, io devo fare studio, lavoro, sacrificio. Quel papà che ha telefonato in diretta che ha detto ma cosa ci fa a casa mio figlio che è stato sospeso 3 mesi sul divano? Ma allora la scuola, Mirella, è inclusiva o è un'altra cosa? Me lo spiegate cosa fa mio figlio a casa sul divano per 3 mesi? Ecco, Anita. Ma qua allora bisogna rieducare i genitori, cioè, perché poi la mela cade sotto l'albero della mela, cioè non è che va a cadere sulla pesca o sulle prugne. Bisogna rieducare i genitori, però non è facile e poi non è compito nostro come società sportiva, perché le difficoltà ci sono. Anche noi
troviamo difficoltà con i genitori, soprattutto la nostra difficoltà quando ti si presenta il genitore con il figlio che ha dei problemi. Se il genitore stesso non accetta la disabilità del proprio figlio, tu non puoi aiutarlo, perché ti chiude proprio tutte le porte, non ti lascia spazio per poter entrare ed aiutare. Perché un genitore, lo so che è difficile accettare che hai un figlio con dei problemi, ma se tu vuoi aiuto, tu devi parlare, cioè siamo noi un po' alla volta di scoprire e di farlo praticamente confessare, nel senso, passami il termine, di fargli capire che il figlio ha dei problemi e ha bisogno di un altro tipo di trattamento. Riguardando il ballo, Samuel, noi facciamo praticamente nel periodo invernale, abbiamo una palestra abbastanza ampia praticamente, dove diamo la possibilità, facciamo anche una sala dove facciamo ginnastica ballando. Abbiamo una maestra che viene, fa praticamente un po' di balli, un po' hip hop, un po' di aerobica, un po' di così. Coinvolgiamo tutti i ragazzi, che siano abili e non abili. È la cosa più bella al mondo, perché con la musica, come ha detto Samuel, cioè, uno si esprime nel suo modo, come vuole. Cioè non ha limiti, non ha confini. E poi è molto aggregante. E poi coinvolge un po' tutti. Ed è bellissimo, Mirella, è bellissimo. Ma vedi Anita, il problema è, come hai detto tu, io ad esempio ho portato 250 ragazzi, quei diversamente giovani, diversamente agili, a Venezia su 2 motonavi, 250, a spese nostre, mie, col 5 per 1000 che mi dà la grande famiglia. E tutti mi dicevano, ma sei una pazza. E ho portato via anche i ragazzi, quelli difficili dalle scuole, mi sono fatta dare quelli che non hanno passato l'asticella ma sono là. Sì, sì. E tutti mi dicevano, ma tu sei una pazza, guarda che creerai problemi, no? È una responsabilità incredibile. Allora siamo ritornati, Samuel, che alle 19:30 stavano ancora ballando e cantando in motonave. Addirittura io ho dato loro il microfono in mano, facevano loro le interviste, tutti, proprio quelli che erano un po' più, diciamo, esagitati. Ed è stata una giornata bellissima, li ho portati a gustare l'arte, hanno aperto tutti i musei civici gratuitamente, li ho portati alla Fenice, li hanno fatto scendere anche salire sul palco reale. Allora forse dobbiamo imparare a parlare di persone, a chiamarli con nome e cognome, non dare le etichette. Dobbiamo anche noi fare questo sforzo. E se la famiglia non c'è e la scuola non c'è per vari motivi, dovrebbe esserci il mondo del volontariato. Ma finché siamo divisi non possiamo, e soprattutto i servizi sociali che non ci danno il nome e cognome perché c'è la privacy, ma poi sento una politica che dice no, non è mica vero, basta sedersi attorno a un tavolo e parlare. Sì, fallo tu allora, visto che un esponente di un'associazione importante ha detto Mirella non mi danno i nomi e i cognomi, io non posso aiutarli perché non so dove andare. Capisci, Samuel, che a parole sono tutti bravi ma poi nei fatti ci troviamo con dei muri che rimangono indietro, o la burocrazia o i soldi. Arriviamo a quello che ha detto Samuel, che è lo Stato che deve esserci. Comunque quello che dice Samuel, io sinceramente l'ho sempre pensato, perché se la scuola non dà importanza a quello che è il passaggio evolutivo del ragazzo tra mente e corpo, ormai oggi come oggi la scuola è fondamentale che lavori in collaborazione con queste associazioni, anche perché le associazioni giustamente danno possibilità di dare un servizio che la scuola non potrà mai permettersi di fare una cosa del genere, perciò bisogna anche approfittarne di questo momento. Associazioni che hanno una certa valorizzazione, associazioni che sono preparate, che danno un servizio, hanno professionisti. Abbiamo Gabriella da Mogliano, Paolo, se non mi cade la linea, vai Gabriella. È fondamentale quello che diceva. Vai Gabriella. Lei è una donna forte e così bisogna essere. Avevo il figlio che andava alla Giorgi, erano ragazzi alti 2 metri, ma non bisogna aver paura, bisogna essere severi con la nuova generazione, sino loro non capiscono niente, non capiscono. E anche i genitori, ne avevo uno a scuola quando mio figlio era alle medie, che adesso lavora, ma quel ragazzo là è diventato che andava a rubare motorini dopo. Perché? Perché i suoi genitori non avevano polso.
Bisogna aver polso con la nuova generazione, non aver paura. E la fa più che bene di fare quel che sta facendo. Però certi genitori non sanno fare i genitori, c'è poco da dire. Bisogna educare anche loro, infatti i ragazzi dovevano essere accompagnati, non parcheggiati. Samuel, prego Samuel. Allora, adesso però non facciamo di ogni erba un fascio, perché ci sono genitori, ci sono ragazzi genitori che seguono i ragazzi e ragazzi molto ben educati che valorizzano anche la nostra identità nazionale popolare e ci rappresentano sia all'interno dello Stato che all'estero, e vi posso fare veramente stilare una lista di ragazzi in tutto il mondo che ci rappresentano come grandissimi professionisti. E quello che vorrei riprendere un attimo il discorso di prima, io non ho mai sentito di sportivi, musicisti, artisti che impugnano in mano un coltello oppure un bastone oppure una pistola per fare del male a qualcun altro, anzi usano la propria arte per comunicare nel miglior dei modi, perché sono sempre propositivi, hanno una chiave di svolta sempre propositiva, vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, non lo vedono mai mezzo vuoto. Questa è la forma mentis di chi ha un'educazione che possa essere, come torniamo a ripetere, pedagogica dal punto di vista sportiva o coreutica, in tutte le sue fasi dell'arte. Serve che i politici, più che chiacchierare, si diano da fare a veramente mettere in piedi delle leggi che diano responsabilità nuovamente al ruolo degli istruttori, perché la formazione dei nostri ragazzi è importantissima. Fondamentale. Però vedi Samuel, tu hai parlato bene, io lo dico sempre, tanto è vero che io cerco di invitare gli esempi positivi che sono i ragazzi, gli insegnanti, quelli che riescono a capire, gli amministratori, specialmente i sindaci che sono gli unici che abbiamo nel territorio che possono ascoltare. Il problema è che il messaggio che sta passando nei telegiornali e nei giornali è quello di avere paura. Come dice Paolo, io vedo una Treviso pericolosa e io rispondo no, io sono trevigiana e non è così. Il problema è che io non ho paura di uscire, non ho paura di passare attraverso quel gruppetto, perché? Ma come me ce ne sono tanti. Il problema è che se noi continuiamo a far passare il messaggio della paura, non ne veniamo fuori, perché si ha paura di uscire, si ha paura di rimanere in casa, si ha paura del diverso, il colore della pelle. Qui siamo razzisti, l'ho detto, è inutile che ce la... Io ho avuto dei ragazzi del Sansovino di Oderzo e c'era una ragazza veramente con la pelle scura, e quando gli ho detto questa domanda con i loro compagni ho detto: ma tu senti questo nella tua pelle, vivi questo momento? Sì Mirella, è vero, lo vivo, purtroppo lo vivo, e i suoi compagni hanno detto è vero. Allora voi capite che diventa una bomba atomica se noi facciamo passare questi messaggi di paura. Dobbiamo intervenire, dobbiamo essere ascoltati nei progetti, essere supportati, perché quando penso che danno, che ho letto i bilanci regionali, 250.000 euro a una dama per 2 giorni, 3, capisci? L'ho letto qua, ho fatto tutti i bilanci perché sono pubblici, perciò l'ho detto pubblicamente. Ho 30.000 euro al villaggio di Natale perché quel sindaco fa parte del cerchio magico. Capisci che poi le persone che mi ascoltano fanno i salti nella sedia, oppure diamo 25.000 euro a una persona che fa parte della partecipata, 25.000 euro al mese. Se qualcuno non ha ancora sentito ve lo dice la Mirella, detto da un politico che sa. Capite allora che non è vero che non ci sono i soldi, ma vengono dirottati dove qualcuno vuole, e se fai parte dei cerchi magici viene approvato il progetto, hai i soldi, ma noi non dobbiamo essere così, noi dobbiamo far valere le cose buone, la meritocrazia che in Italia non c'è la meritocrazia. Paolo? Niente, condivido pienamente questo percorso, intervento che ha fatto, mi va molto bene. Volevo richiamare un attimo Samuel, che lui diceva che le forze dell'ordine non hanno più... Io, per dire vero, sono stato 7 anni alle forze dell'ordine, tra l'altro, ero nel gruppo di Fiamme Oro, nel gruppo sportivo, e devo dire che è stata la mia più bella esperienza che ho avuto. Sono uscito poi da questo corpo perché mi sentivo non tutelato. Cioè nel lavoro, nella professione che io andavo a affrontare, e ho scelto entrare in un altro mondo. Ho scelto un altro mondo, quello del fitness, quello del mondo dello sport, roba, perché mi sentivo che era il mio mondo, la mia cosa, anche se era
anticonveniente dal punto di vista economico, però questo mi ha dato la possibilità di avere delle esperienze che io molto probabilmente non le potevo avere assolutamente, e in questo caso qua io non dico che dobbiamo avere un potere, perché oggi non voglio esprimermi, diciamo, in maniera forte, ma però dobbiamo dare una linea a questi ragazzi, devono capire che ci sono dei doveri, ci sono delle cose che dobbiamo assolutamente imparare e devono entrare dentro nel nostro percorso e nel nostro cammino. Allora Samuel, come commenti, cosa dici di questi bei progetti? Però bisogna anche portarli avanti, perché se ce la raccontiamo sempre, questo non viene perché noi non abbiamo i soldi, l'altro abbiamo le famiglie che non ascoltano, io non posso riprendere perché il genitore non mi firma la liberatoria, perciò non posso riprendere il ragazzo diversamente agile, però dico a questi genitori, però il normodotato me lo fai riprendere, sei tu che fai il primo discriminazione, che isoli questo ragazzo, è la famiglia, è inutile che ce la giriamo, però io devo essere fortunato se sono nato ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è crescere bene. Prego Samuel. Allora, la discriminazione e il razzismo viene da una base di stupidità e di ignoranza, perché, cioè, scusate il termine, ma andiamo tutti in bagno nello stesso modo. Quindi di conseguenza tutti quanti abbiamo bisogno degli stessi servizi, non è che c'è, che ne so, uno lo fa in maniera completamente diversa. E il razzismo è dato da una base di mancanza di consapevolezza e di studi. Ragazzi, stiamo dicendo tante cose belle e non abbiamo delle leggi a nostro favore, ok? Vi faccio un esempio, ma è possibile che nella stessa nazione la stessa siringa prodotta dalla stessa azienda al nord abbia un costo, nel centro Italia ne abbia un altro, al sud e nelle isole ne abbia un altro ancora? È la stessa siringa prodotta dalla stessa azienda, è follia, ok? Quindi se vengono a mancare le leggi di supporto, cioè di che cosa stiamo parlando? Stessa cosa è con tutte le attività che fanno queste associazioni non a scopo di lucro. Io capisco benissimo che si sta cercando di fare volontariato e di aiutare il prossimo, però se non si ha il supporto da parte del pubblico non si può andare avanti. E il fatto che poi ci sia qualcuno che lavora nel pubblico, ha dei ruoli, delle candidature, hanno dei titoli sulle spalle e poi fanno i loro interessi, questo è dai tempi dei tempi. Se voi andate a vedervi dei film di Totò, già Totò ai tempi, scusate il termine, li perculava, li derideva e li doppiava, per il semplice fatto che rappresentava quello che era la realtà già dei tempi, che è quella attuale, non è cambiato nulla. Dovremmo noi prendere, scendere e iniziare a dire ok, versiamo tanti soldi allo Stato per via delle tasse e ora che ci diate indietro quello che ci serve, almeno l'istruzione e la sanità. Posso aggiungere una cosa? Aspetta, perché ormai siamo in chiusura. Samuel, come ci saluti? Io vi saluto con un grandissimo bacione enorme, saluto il nostro governatore Zaia, che posso dire, visto da qua, fa un lavoro per la Regione Veneto che è pazzesca, ve lo posso assicurare, perché io vi seguo qua da Roma e Zaia, a sentirlo anche con altri, è molto quotato. Chiedono sempre che possa venire al governo italiano, però tenetevelo lì in Veneto, che sta facendo degli ottimi lavori per il Veneto. Cosa vi posso dire? La regione Veneta è una bellissima regione. Io la amo, ho il cuore lì, ho la famiglia lì, ho tantissimi amici e ogni volta che ci torno gioisco e mi rigenero. Ho la fortuna di girare per tutta l'Italia, vedo delle realtà in giro per l'Italia che sono meravigliose, siamo una nazione bellissima, valorizziamola ancora di più, perché meritiamo. Siamo una popolazione incredibile, esporta nel mondo arte, cultura, ingegneria, di tutto e di più. Dico a chi ci governa, non sminuite tutto ciò. No, però sarà meglio che vieni a farti una casetta in Veneto, magari anche qua da noi, oggi vedi le cose anche da un'altra parte, forse le vedi solo da una parte. Grazie Samuel. Grazie, ciao. Allora, cosa succederà il 13 aprile intanto? 13 aprile, posso dire un'altra cosa prima? Allora, bisogna anche un attimo dare delle notizie anche positive, anche sui giornali. Non si può andare ogni mattina a prendere il giornale e leggere tutte le cose negative, non
c'è mai una cosa positiva. Io ieri sera sono tornata da Sabaudia, dove ho partecipato con 2 ragazzi diversamente abili. Abbiamo portato a casa un titolo italiano e un secondo posto, però sul giornale tu non vai a leggere oggi di dare un esempio positivo dei ragazzi che si impegnano. Tu vai a leggere, i ragazzi si sono accoltellati, la polizia ha fermato un branco di ragazzi di 10 Ma questi ragazzi che hanno portato a casa la medaglia non c'è neanche? La medaglia, allora non viene scritto niente. Quindi se noi vogliamo cambiare un po' le cose, dobbiamo anche a livello del giornalismo, anche delle emissioni, di tutto quanto, anche i comuni stessi, di prendere questi esempi e di mandare avanti queste. Non si può vedere sempre le cose negative. Per forza che dopo le persone, come hai detto tu prima, che sono dentro casa, si impauririscono ancora di più e non escono più di casa. Detto tutto ciò, parliamo di cose belle. Domenica c'è praticamente 13 aprile, noi abbiamo 2 eventi importanti, abbiamo il campionato regionale. Vediamo anche le immagini per cortesia, grazie. E in più abbiamo partecipato in collaborazione con la Regione Veneta a questa iniziativa spettacolare che deve essere fatta più volte e non solamente una volta, come hai detto tu prima, di cercare di tenere unite le società sportive, le persone. Domenica praticamente c'è, questi sono i Dragon Boat, a Ravenna l'anno scorso che abbiamo vinto il campionato del mondo con i ragazzi diversamente abili, con la barca Mix, e detta anche questa. E domenica aspettiamo tutte le persone, le famiglie intere, che siano bambini, che siano adulti, che siano anche persone di una certa età, di salire questa imbarcazione di Dragon Boat che si viene parcheggiata davanti all'osteria dell'Anea, ok? Per vedere le meraviglie che Fiume Sile ci regala da dentro il fiume, che tu non li puoi toccare facendo la passeggiata né con la bicicletta e non hai piedi. Quindi aspettiamo tutte le persone. Perciò venite domenica 13 aprile, ci sarà questa meraviglia perché veramente saremo in tanti, tantissime cose. Vediamo, guardate anche questa foto che vediamo, è veramente bella. Grazie Anita. Paolo, come ci saluti e cosa vuoi aggiungere? Saluto tutti quanti, coloro che che ci supportano, che ci danno aiuto anche alla nostra associazione, e questa qua è una nostra atleta che ha vinto l'altro anno 2 titoli italiani a paracanoa e speriamo che rientri al più presto possibile. Andiamo avanti e cerchiamo di vedere sempre le cose in maniera positiva, cerchiamo di portare questo esempio come un modello e valorizzare soprattutto questi esempi qua, queste persone qua che ci danno veramente la voglia di vivere. Allora cosa diciamo Anita e Paolo? Eccolo qua. Andrea, sì. Andrea Eccolo qua, questo genitore con questo figlio veramente come lui, come gli altri. Ecco, abbiamo fatto la giornata degli autistici, ecco, dobbiamo ricordarla tutti i giorni, non fare solo le giornate delle fragilità, tutti i giorni dobbiamo fare questo. Grazie veramente a Paolo Scarpa, grazie a Nica Becchir di essere stati con noi, grazie anche a Samuel Perron, questo formidabile ballerino, e soprattutto quello che voglio dirvi ancora una volta: uscite, venite a trovarci, buttate via la pigrizia, domenica sarà una giornata fantastica, abbiamo mandato anche le letterine lassù perché Gesù e San Pietro dicono che siano molto arrabbiati, ecco, che veramente sono arrabbiati, non ne possono più, ecco, che ci diano una giornata bellissima, ecco, non ci serve il sole, se c'è bene va bene anche la nuvoletta, perciò San Pietro, ecco, dire qualcosa, fai qualcosa per noi perché abbiamo bisogno veramente di stare vicino a questi ragazzi, a queste famiglie, a questi diversamente giovani, a questi diversamente agili. Grazie, pubblicità. Presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Antonio Lazzaretto, dirigente federale atletica leggera. Grazie Antonio di essere qui con Mirella per spiegare anche l'importanza di queste discipline sportive che dobbiamo unirci. E saluto anche Patrizia Pisi, presidente associazione vittime e familiari della strada e mala sanità. Grazie Patrizia anche tu di essere qui con noi. Grazie.
Allora Antonio, io partirei proprio con Antonio Lazzaretto dopo aver ascoltato Anita Beric e Paolo Scarpa, questi meravigliosi allenatori con questi ragazzi. Quanto importante è lo sport, il mondo sportivo, fare squadra, stare assieme, ecco, stancarci alla sera di sicuro si è talmente stanchi che non si ha voglia di fare stupidaggini in giro, però dobbiamo andare a prendere questi ragazzi in qualche maniera. Esatto. Visto che sono ancora pochi rispetto a quelli bravi, è meglio che ci muoviamo, se no non andremo da nessuna parte. Allora Antonio, cosa ci racconti e perché sei qui questa mattina? Allora, innanzitutto vi porto la mia esperienza. Io sono un ex atleta delle Fiamme Gialle, arruolato nell'87 nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Ho fatto il professionista, poi sono tornato a casa, sono rimasto nella Guardia di Finanza e questo mi ha permesso di fare attività e di dare sfoggio delle nostre possibilità a Breganze, in un impianto sportivo. E nel corso degli anni abbiamo tirato su parecchi ragazzi. È impegnativo. E ora, innanzitutto vi porto la mia esperienza sempre. Io ho 6 figli, tutti maschi, tutti hanno fatto sport e stanno facendo sport. Uno è partito l'altro giorno in raduno qua nazionale Under 23, giù a Tirrenia. E il problema di adesso con i ragazzi non è in quanto fargli fare sport, è il modo in cui fare la cosa e come riuscire a prenderli e coinvolgerli. È complicato adesso, non tiriamo fuori la solita storia del telefonino o quelle robe là, è complicato in primis perché la scuola è molto più impegnativa rispetto a una volta. Tanti ragazzi stanno a scuola fino alle 4, alle 5, alle 6, poi vengono fatti i corsi di recupero per la scuola, sono sempre straimpegnati ed è difficile portarli al campo. I genitori fanno quello che possono, le mamme fanno di più dei papà sicuramente. Bisogna farli innamorare delle discipline sportive a prescindere che sia atletica o che sia calcio. In che modo? Ci devono essere persone capaci, presenti degli impianti. Il punto focale è che ci siano gli allenatori in campo e poi arrivano i ragazzi. Se uno gli dice dalle 2 alle 4 il lunedì, martedì e giovedì vieni lì, i genitori arrivano, scaricano, prendono e fanno. E poi bisogna farli innamorare. In che modo? Ci sono i ragazzi, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, quelli che stanno diventando adulti. Noi allenatori, dalla nostra esperienza, possiamo portare l'esperienza uguale per tutti, cioè metterci lì in piedi e dire devi fare. Ci dobbiamo mettere giù in ginocchio con i ragazzini e spiegargli le cose. Con i ragazzi trattarli da ragazzi e con gli adolescenti trattarli da adolescenti. E non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, è complicato, è come quando in uno sport fai fare la stessa cosa a tutti, bambini, ragazzi, adolescenti. Non è la stessa cosa. I ragazzi, per chi non se ne è accorto, vogliono essere in primis ascoltati, cioè vogliono in un certo modo trasmetterci un qualcosa che noi abbiamo perso la capacità di capire. Allora dobbiamo metterci lì prima a capire loro e poi quando noi abbiamo capito loro capiranno noi e lì il gioco è fatto. Allora io dico sempre gli allenatori devono essere sì allenatori ma un po' anche, ma non psicologi, devono fare un po' la parte sopperire quello che alcuni genitori non riescono a fare, ma non per cattiveria, sicuramente per esigenze lavorative e per stress della vita. Tanti ragazzi quando inizi a scrivergli anche qui WhatsApp che robe là, cercano un po' il dialogo, probabilmente è la cosa che manca magari anche a casa e io dico sempre cerchiamo di tirare fuori qualcosa di buono a questi ragazzi. In che modo? Prima capendoli e poi andando a vedere cosa veramente vogliono, non basta dargli da mangiare, dargli i soldi, comprargli roba a vestire e tutto quanto. Facciamogli capire un attimo che noi siamo qui per loro e che loro sono le cose più importanti. Io parlo al genitore, capirai, quando hai 6 figli maschi, te li sei cresciuto con uno stipendio solo, cioè a me viene la pelle d'oca, cioè sei disposto a tutto. I genitori devono iniziare a mettere un attimino rallentare piano e iniziare a parlarci. Tante volte capita che chiedi una cosa a un ragazzo e gli dici ma hai parlato col tuo genitore, devi sapere già tutto, non si parlano neanche tra di loro a cena. Ecco, sempre lasciando stare la storia del telefonino e quella è un po' una stupidaggine che se uno vuole lo butta via, eccetera. Allora Patrizia, intanto ti ringrazio di essere qui questa mattina, Patrizia Pisi, altri 4 ragazzi morti proprio ieri, una cosa incredibile, non è la città che mi interessa parlare, ma è che questi ragazzi veramente dobbiamo capire se veramente sanno guidare o meno, macchine che corrono sempre più forte, ecco, le motociclette non ne parliamo, anche ieri ho fatto un giro, c'erano questi motociclisti, ecco, segnaletica stradale, chi se ne frega.
ecco, io veramente mi è superato una macchina con un ragazzo, penso andasse via a 200 all'ora, una roba impressionante, su una zona anche problematica con curve strette. Allora capite che basta che troviamo un deficiente del genere nella vita, non è che dobbiamo trovarne tanti, però ci sono. Eppure i segnali li diamo tutti, e dico, non è che non si sa, questi qua pensano di essere i padroni del mondo, i padroni della strada. Ecco, come commenti queste vittime ancora una volta che dobbiamo anche oggi aprire con questi tragici numeri di ragazzi morti sulla strada? Prego. Allora, innanzitutto grazie sempre che mi inviti, Mirella, perché è sempre un piacere stare con te nelle tue trasmissioni. Beh, purtroppo sì, questa mattina abbiamo questa brutta notizia, ma se voi guardate ormai i giornali, c'è una situazione molto particolare, perché abbiamo molti morti sulla strada giovani, ma che procurano anche incidenti i giovani. Cioè abbiamo come attori proprio questi giovani che procurano questi incidenti mortali, che se tu guardi anche questo incidente non si capisce il motivo. Allora se andiamo a guardare in fondo è la velocità. Io penso che la velocità purtroppo sia all'ordine non lo so, o non hanno capito che sulle strade è pericoloso, ci sono strade pericolose, ci sono incroci pericolosi, non capisco perché a parte che hanno delle macchine secondo me troppo potenti, perché comunque dicono che, ti insegnano che fino a 18 anni devi avere una cilindrata di macchina, devi guidare una cilindrata, invece poi alla fine scopri che hanno tutti di queste macchine grandi, di grossa cilindrata. Ma poi perché devono sempre morire i giovani? Io questo veramente non lo capisco, anche perché viene fatta la cultura nelle scuole, facciamo le sicurezze stradali nelle scuole, adesso stiamo cercando di portare la sicurezza stradale nelle autoscuole. Magari partendo dalle autoscuole cerchiamo di partire da lì, che magari uno impara a guidare e ascolta magari di più queste regole sulla strada. Ma Mirella, è veramente difficile. Patrizia, io ho sentito proprio per telefono l'altro giorno Gigi Pirollo. Mi senti, Patrizia? Proprio questi incidenti. Mi senti? Patrizia, mi senti? Patrizia, mi senti? Senti, Mirella? Non capisco se Patrizia mi sente. Mi senti, Patrizia? Sì, adesso sì. Mi senti. Ascolta, Patrizia, io l'altro giorno ho sentito proprio Gigi Pirollo, che tu hai già avuto, se l'hai conosciuto anche qui a Treviso, il quale mi ha chiamato per dirmi che adesso lui vorrà proprio intervenire in questa trasmissione per parlare anche di un progetto, ma soprattutto quello che mi ha detto anche di dirti a te e ai familiari vittime della strada, ma alla Presidente Cassaniti, che bisogna insegnare a guidare i ragazzi, perché lui dice un conto è prendere la patente, un conto è saper guidare, sono due cose completamente diverse. Dobbiamo metterci in testa che questi ragazzi quando prendono la patente non è detto che sanno guidare. Antonio, cosa vuoi dire? Se mi permettete fare un commento. Allora, io vivo sta cosa tutti i giorni. Adesso è una cosa privata, ve la dico, tanto la sanno gli amici di famiglia. Io ho 6 figli. 5 hanno la patente della macchina, hanno tutti macchine, moto e tutto quanto. Io ho uno dei miei figli, ha già demolito 7 auto, ha sempre fatto incidenti per conto suo. I motivi sono innanzitutto l'uso del telefonino durante la guida e delle volte quando vanno a far festa, e sicuramente l'alta velocità. Allora io dico, però ripeto, è un'opinione mia personale che la vivo al momento, vivo con i ragazzi perché sto dalla mattina alla sera. Io ho la fortuna di essere andato in pensione giovane, perché sono 3 mesi che sono in pensione. Io vivo i ragazzi e il motivo non sono le macchine che corrono, non sono le strade pericolose. Allora, non esistono strade pericolose, quando vai piano tutte le strade, quelle di montagna, non sono pericolose. Il problema è che questi ragazzi provano un'emozione particolare, specie i maschi, perché guardate anche le statistiche, sono abbastanza rare le ragazze che corrono e fanno incidenti per conto loro per la velocità o telefonino, ci sono ma sono pochissime. Provano un'emozione incredibile sull'accelerazione e sentire questo rumore di sta macchina e le gomme che corrono e il tempo, è come portare sulla macchina
un qualcosa che a loro manca, un'emozione che è repressa, ma è una cosa difficile da spiegare. E sti ragazzi vanno fuori strada, e più delle volte anche la sera, sì, bevono, ma non sono mica tutti quanti ubriachi, sapete, non è che hanno i freni inibitori allentati, è proprio una questione di corsa, perché poi le macchine, anche la 1000, 1100, quando ti metti a premere, fa 130, 140, capirai su una strada di paese, a quella velocità lì vai con una Fiat Uno, poi a quella di una volta, questo è il problema. Maurizio da Crocetta, prego. Ciao Mirella, sono Maurizio da Conselve. Ah, Conselve. Sì, saluto i tuoi ospiti presenti. Allora, io stamattina, adesso vi metterete le mani nei capelli, allora stamattina stavo rientrando praticamente dal lavoro e vicino alla chiesa di Conselve, Mirella, che tu sai dov'è il centro, ok? Io mi stavo parcheggiando e mi sorpassa un SUV a 60 all'ora, 60, 65 forse, si sono girati tutti e mi ha suonato perché io stavo parcheggiando. Allora io dico, ma è normale questa cosa qua? Cioè, dove stiamo andando? Se c'è gente che vuole essere i padroni della strada, io comunque ho scattato la foto, premetto che ho scattato la foto e dopo si vedrà in seduta sede, ecco, perché a me essere preso per i fondelli da gente ignorante, perché io la reputo ignorante, in centro abitato c'è la chiesa a sinistra e di qua c'è il bar e tutto il sottopasso, ecco, io mi stavo parcheggiando, ma comunque al di là di questo i pazzi ci sono dappertutto, non so se vi siete resi conto, quando ti sorpassano ti schivano la macchina di non so di quanti centimetri, senza mettere fuori la freccia. Cioè, io sto vedendo cose che alla mia epoca, quando ho fatto la patente, questi erano ritiro immediato della patente e del mezzo. Ditemi voi, datemi voi una risposta. Grazie Mirella, buona giornata a tutti. Grazie anche a te Maurizio, l'ho detto prima che ieri appunto ero a fare un giro e mi è sorpassato una macchina e è andata a 200 all'ora perché è una bomba, proprio una bomba su una strada molto anche pericolosa, perciò come hai detto tu l'imbecille lo trovi comunque, però il problema è che poi lui sopravvive in qualche maniera e uccide la persona che se ne sta andando magari a 40 all'ora, tranquilla e beata. Cioè, la fretta, ma forse anche come hai detto tu, questa adrenalina di correre, di far sentire il motore, le gomme, sì, ma non si può andare avanti così. Guardate, Antonio. Io dico una cosa, se voi guardate un attimino, basta essere un attimo scaltri, le pubblicità in televisione e le pubblicità nei giornali. Allora, nel giornale c'è una pubblicità di un prodotto e una macchina, prodotto, macchina. In televisione c'è pubblicità di un prodotto e una macchina. Cioè, siamo un po' tartassati. I ragazzi ambiscono a queste cose qua, loro parlano solo di motori e bidoni. Ma tuo figlio che ha fatto tutti questi incidenti, cosa hai detto? Allora, mio figlio, tenga conto. Quanti anni ha? Allora, il figlio ha 28 anni. Lui da quando ha la patente ha già demolito 7 auto, è sempre uscito per conto suo perché lui alla sera sul tardi vanno in macchina, ma non è neanche per la velocità, il più delle volte curve oppure salta sopra i cordoli col telefono in mano, quelli che sono in mezzo alla strada, le rotatorie, quelle robe lì. Ma si rende conto che... No, il problema è che non è un ragazzo stupido, è un ragazzo che ha un'attività, partita IVA, ha una certa redditualità, che sta bene, vive per conto suo, si è comprato la casa, cioè non è l'ultimo arrivato. E lui è una cosa probabilmente più forte di lui, ha capito? Delle volte lui si calma, ci sono dei giorni, va fuori proprio strada, ma vedi, ma non è lui, io ne conosco... Io purtroppo... Patrizia, cosa dici a Antonio e anche a Maurizio che ha chiamato? Ecco, non è la pericolosità delle strade, lo diceva e lo dice sempre anche il già procuratore Antonio Foiadelli, non sono le strade, è l'imbecillità, soprattutto questo correre a velocità sostenute in posti, come ha detto Maurizio, che sai che dovresti andare piano, ma chi se ne frega. Prego Patrizia. Sì, infatti Mirella, lo vediamo tutti i giorni, anche noi sulle strade ti sorpassano agli 80, ai 100, non ci sono più le regole, e dove su strade dei 50 fanno i 100, fanno gli 80, anche con gli autovelox, non gli interessa neanche più degli autovelox, ormai le persone non gli interessa più niente, sei in una strada dove c'è una rotonda e tu non sai la macchina che hai davanti dove va, perché le frecce non le mette nessuno. Quindi è vero, c'è una maleducazione sulla strada che è tremenda, è una cosa impossibile oggi andare in macchina. Ma se allora devi andare in Patrizia, macchina, con questo nuovo codice della strada, come vedi la situazione? Sì, come vivo la situazione? Io vorrei chiedere ad Antonio, sinceramente, che è un papà di 6 figli, lei ha questo figlio che ha distrutto queste 7 macchine,
Le ha detto guarda che la prossima volta vai a piedi o no? Perché insomma bisogna anche a un certo punto frenare queste cose, perché io conosco tanti genitori che purtroppo i figli fanno distruggono queste macchine e poi gliene compra un'altra. Cioè, voglio dire, è vero, ma questo è indipendente, fa la sua vita, la sua famiglia, non è che ascolti più sto papà, secondo me. Premesso che a 28 anni si fa anche un po' fatica a dire a un figlio adesso vai a piedi, per carità. E i discorsi sono stati fatti e sembra che capisca, va tranquillo, ci sono dei momenti, degli episodi, cioè non è che prende la macchina e va a 200 all'ora su una strada di giorno, lui o esce di strada negli incidenti che ha fatto contro una rotatoria o sopra un muretto o sì, così, ma se in quel momento passa una macchina, una bicicletta e la mette KO, cosa facciamo? Esatto, è come, sono incidenti che capitano tutti quanti i giorni, cosa vuoi fare? Bisogna essere anche fortunati. E gli altri figli e i fratelli cosa dicono? Guarda, io e gli altri, uno appena preso la patente è andato, perché hanno sta adrenalina sempre, su una curva è andato dritto, ha fatto fuori una macchina, per carità. Uno con uno scooter si è rotto una gamba. Uno ha fatto a settembre, è andato contro un muretto con una moto, è stato all'ospedale 2 mesi, si è fatto male, e l'altro ha la mania con lo scooter di impennare, impennano sempre nelle stradine, è una roba, è una cosa fatta di quanti i figli, questo non è che noi possiamo andargli dietro la mattina alla sera, ma più di sta lì a diglielo. Non capiscono. Non è che non capiscono, loro capiscono, poi quando è il momento che sono lì, non è che hanno il genitore attaccato all'orecchio, è una cosa più forte di loro, ma come loro tutti quanti, io li posso assicurare, vivendo con i ragazzi, perché in società sportiva io gestisco all'incirca 300-330 persone come società sportiva, i cui ragazzi ci parlo, da quelli che vanno in bici, che li vedi passare lungo il cordo, a quelli che hanno con lo scooter, è complicata la cosa per i genitori, è una roba più forte di loro. Quando iniziano le superiori, che iniziano a capire, specie i ragazzi che vanno nelle scuole di meccanica, che cambiando questo, cambiando quello, loro parlano solo di quello, manco più delle ragazze parlano. Una volta si parlava solo delle ragazzine, guarda la festa, adesso parla solo di scooter, di motori, di macchine. Alberto da Resana, ciao Alberto. Sì, ciao. Prego. Pronto? Sì, prego Alberto, parla pure. Allora, sono stato in Australia. In Australia, quando chi c'ha la patente, parliamo del traffico, delle strade, delle robe, no? Quando Sì, ho capito Alberto, vai avanti. Quando che ti c'ha la patente, perché è un P davanti e un P da dietro per un anno, rosso, patente provvisoria. Sì. Ma non si può qua correre, perché i bocci che noi vede ora avere la patente per scorazzare. Mi metteria un P davanti e un P da drio rosso per un anno e non si può andare più di 30 miglia all'ora in Australia. 30 miglia, che è 1600 metri per... Allora Alberto devi abbassare la televisione la prossima volta e parlare solo al telefono, perché sennò c'è rimbombo e non ci sentiamo. Comunque sei stato molto chiaro e hai fatto una riflessione importante, perché anche no nel nostro paese. Patrizia Pisi. Cioè bisogna mettere delle regole importanti, perché sennò qui è un casino. Cosa facciamo? Adesso, a parte il figlio di Antonio, che comunque come lui ce ne sono tantissimi, perché io sento tantissime storie simili e resto basita perché dico: ma cosa hai detto a tuo figlio? E come dice Antonio, mi dice: cosa vuoi che dica a mio figlio? A un certo punto va a lavorare, si guadagna i soldi, ma il problema è che se scappa il morto cosa facciamo? Se scappa il morto, oppure se in quella strada, dobbiamo pensare che sulla strada ci siamo tutti, c'è questa macchina che corre, ma ci sono io che vado piano, e se mi trovo davanti una macchina che va ai 130 all'ora e non riesco a evitarla, io sono morta. Quindi voglio dire, dobbiamo avere la consapevolezza quando ci mettiamo sulle strade. Non si può giustificare tutto, ma cosa gli dico, ma tanto ormai è andata bene, ma se va male, cosa facciamo? Rientra nella nostra associazione, che purtroppo siamo l'associazione delle vittime della strada.
ed è un'associazione, mi creda Antonio, molto ma molto difficile, perché io stessa vivo il lutto di mio figlio per colpa di un'altra persona. Quindi voglio dire, cerchiamo di metterci sulla strada con la consapevolezza. Questi giovani bisogna che troviamo la maniera, ma veramente una maniera forte anche, perché io sono per le maniere forti a un certo punto, perché sennò non ascoltano nessuno. A parte che questo cellulare, stanno multando tantissimi cellulari, deve andare e devono capire che chi trovano col cellulare viene ritirata la patente per 3 mesi. Adesso sì. Per 3 mesi, perché purtroppo si filmano, vanno su queste macchine molto forti e si fanno questi video. Ma non esiste, non è possibile. Dobbiamo cercare, Mirella, di mandare dei messaggi più importanti, che abbiano la consapevolezza delle persone che quando si mettono sulla strada devono essere convinte che sulla strada ci siamo tutti quanti. Vedi Patrizia, il problema è che nel nostro paese, ma chi se ne frega, chi mi controlla, le regole me le faccio io quando esco di casa. Infatti abbiamo visto gli esempi di questa mattina, io ti dico ieri cosa è successo, ma ne trovo diverse volte di queste persone, ecco, che all'improvviso veramente fanno delle cose inaudite, senza rispettare doppia linea continua, ma chi se ne frega, sorpasso in curva. Capisci che veramente tutti quanti dobbiamo veramente imporci, però non siamo capaci, non siamo un popolo così. Finisco solo, Antonio, nel senso che se noi non riusciamo a imporci, qualcun altro ce lo deve imporre. Come? Come ha detto quello del signore da Resana Antonio, ci mette una bella P davanti e dietro e per un anno, e se no la patente non la vedrai mai, non la vedrai più, perché se no le leggi che veramente ti puniscono fino a un certo punto, e dopo se ho un avvocato bravo non ne parliamo, se ho soldi da spendere ancora meglio, me la cavo sempre, tanto è vero che, come dice anche Patrizia, anche gli autovelox, chi se ne frega, pago la multa e basta. Qual è il problema che ho? Qual è il problema che ho? Sì, perdo i punti, poi li recupero. Cioè tutti quanti noi in questo paese abbiamo i famosi furbetti che se ne fregano di tutto, però dopo, come Patrizia, lei ha perso un figlio a causa di un altro che se ne fregava delle regole. Ecco, capite che veramente questi familiari delle vittime della strada, che sono in prima linea, che ci sono rimboccati le maniche con queste associazioni per dare dei messaggi positivi, che è quello: rispetta il prossimo tuo come te stesso, e che Cristo, e io devo trovare tuo figlio che hai 5 minuti e chi se ne frega. Sì. Quei 5 minuti se li devi far passare prima, quando esce di casa. O sbaglio, Antonio? No, ha ragione. Io direi anche che i ragazzi, noi siamo adulti, quindi abbiamo un vissuto di vita. I ragazzi man mano che crescono, specie 18, 19, 20 anni, hanno una visione completamente diversa della vita. Bisogna dire anche questo, se partiamo un po' indietro, noi vediamo la cosa perché siamo vissuti, abbiamo fatto anche noi i nostri lutti. I ragazzi non concepiscono neanche questa cosa, non ce l'hanno neanche dentro la capacità di capire. Cioè, se io gli faccio un discorso del genere o guardo la trasmissione, un ragazzo di 20 anni, non è che non le ascolta, gli entra e passa, perché non hanno ancora metabolizzato la cosa, sono tutti quanti immaturi, non sanno. Cioè, non puoi dire a uno continuamente una cosa e pretendere che la capisca, perché non l'ha vissuta, non riescono a capire sta roba, perché poi quando escono di qua fanno la stessa cosa, ho mezz'ora per nada amorosa e fanno le corse. Ma io non sto parlando per difendere nessuno, però i ragazzi ragionano in questo modo qua. Poi con la maturità e il crescere dell'età acquisiscono altre cose, non è semplice la cosa. Sì, per carità, mettendo i blocchi, gli togliamo la patente. Scusa, ma se a tuo figlio di 28 anni gli ritirano la patente per 2 anni, l'attività come la manda avanti? Si fanno venire a prendere. Io conosco tantissime persone, anche adulti della mia età, che per andare a lavorare si fanno girare. Non è un problema per andare a lavoro. Ma avere la patente e non averla per 2 anni, io penso che uno ci pensa su. Sono tantissimi che vanno in giro e sono senza patente, perché le patenti negli anni sono state ritirate tantissime. Adesso l'altro giorno una persona, portando la bambina a fare sport da noi, è andata a sbattere contro un muretto, non si capisce come, e gli hanno ritirato la patente. Apro e chiudo una parentesi, per 6 mesi ha dovuto prendere l'avvocato e tutto, perché aveva pranzato da poco, da un'ora, aveva bevuto un bicchiere di vino ed è risultata positiva, ritirata per 6 mesi, però questa qui non era una ubriaca, aveva mangiato alle 3:30, 4, alle 4:30 ha portato la bambina lì. Sentiamo come commenta Patrizia, come commenti quello che ha detto Antonio?
Non ho mai battuto da nessun muretto, non ho mai fatto nessuno scontro con nessuno, anche se era 1 ora o 2 ore che avevo mangiato. Cioè, ma che discorsi facciamo? Ma io veramente, scusate, ma mi arrabbio stamattina perché io non posso sentire questi discorsi. Ma guardi Antonio, che passare da una da una famiglia perfetta e serena come la sua a 2 secondi dopo una famiglia senza un figlio, anche se avete 40 figli, guardi che è una cosa terribile. Ma terribile, mi creda, perché si vive, non si vive più, si sopravvive. Beh, immagino. Noi sopravviviamo per lo sbaglio che ha fatto una persona che si è ubriacata e si è messa in macchina per andare dove voleva lui. Però sulla strada, purtroppo, sul marciapiede c'era mio figlio che stava salutando un amico. È giusto questo. Non dobbiamo sempre avere questa meritocrazia, questo buonismo. Abbiamo troppo buonismo in Italia. Dobbiamo rispettare le regole, punto. Non ci sono discorsi. E poverina qui, e ha fatto questo, ma perché ha bevuto. Non si beve quando si guida, ma soprattutto una mamma che porta una bambina a scuola. Io ieri ho visto la macchina di un amico mio che ha preso un muretto e si sono spaccati gli airbag. Ma da quando in qua? Ma io sinceramente guido da quando ho 18 anni e sono un bel po' di anni che guido. Magari io sarò, non so, una perla rara, non credo. Siamo in tanti che non abbiamo mai fatto un incidente, perché quando ti metti alla guida devi essere perfettamente consapevole che ci siamo tutti sulla strada. Sì, Dobbiamo però vedi Patrizia, il problema è che non è il problema tuo, è il problema di quello che incontri sulla strada, che non rispetta nessuna regola. È là il problema che dobbiamo battere, a far capire a queste persone che non si può continuare così, perché sono giovane, perché non capisco, ma bevo un bicchiere, poi mai ne ha bevuto 3, perché con bicchieri io ho fatto l'etilometro, Antonio. Con un bicchiere di vino non superi il livello, Antonio. Guarda che io li ho fatti con le forze dell'ordine, non è il bicchiere che ti fa andare sull'etilometro, sono più bicchieri, la tua lingua, anche se hai bevuto un bicchiere quel giorno, ma se tu sei abituato a bere, salta fuori quando fai l'etilometro, Antonio, salta fuori, sì. Hai capito? Perciò dobbiamo cercare di far capire a quelli che ancora non capiscono che le regole vanno rispettate da tutti, compresi, perché se ognuno dice ma è giovane, ma hai 5 minuti, ma qua, ma là, poi come dice Patrizia, poi ci cade il morto, ma in quel momento no, in quel momento tu se hai la patente sospesa non devi correre, ma stiamo scherzando, qui abbiamo, dai questa notizia stamattina è da rabbrividire, perché se diciamo che se le persone corrono senza patente, hai voglia di capire come siamo in questo paese, Patrizia? Sì, esatto, io confermo tutto quello che hai detto. Non posso concepire che una persona si mette alla guida senza patente, perché allora non vado più in macchina. Allora veramente mi viene la paura di andare in macchina e trovarmi davanti una persona che mi viene addosso e non ha neanche la patente. Io veramente non saprei neanche come potrei reagire, sono sincera. Non lo so, sento di quelle cose, di quei commenti tante volte, di quelle storie che mi fanno rabbrividire, perché dico, ma anche perché sulla strada ci siamo tutti, c'è il ciclista, c'è il pedone, voglio dire, ma se non abbiamo le attenzioni per queste cose, cosa facciamo? Cioè non possiamo, io non giustifico nessuno, ci sono delle regole, vanno rispettate, ma soprattutto i genitori devono assolutamente cercare di far capire questo ai figli, perché se no noi associazioni non riusciamo ad andare nelle case o tramite queste persone, perché come faccio a parlare con i ragazzi che quando vado a scuola mi ascoltano tutti, c'è un silenzio tombale, quindi quando vieni fuori da questi incontri sei felice perché dici, beh sicuramente su 500 ragazzi magari il messaggio a 350 l'abbiamo dato. Ma se poi ascolto queste cose, veramente, non so cosa pensare, Mirella, veramente, perché noi siamo molto, ci vuole la cultura sulla strada, come dici tu, manca la cultura sulla strada. Però non ce l'abbiamo proprio, non c'è niente da fare, le regole chi se ne frega. No. Allora andiamo a vedere invece Antonio Lazzaretto nelle vesti di allenatore, andiamo a vedere queste foto che ha mandato, che così ce le spiega. Ecco un altro Antonio, un Antonio invece che cura questi ragazzi, guardate, allora, prego Antonio. Questa qui è la nazionale italiana di atletica leggera assoluta che ha partecipato ai campionati del mondo di Nanchino. Sullo schermo in basso a sinistra un certo Yassin Bandaogo, classe 2004, l'ho allenato io da quando era ragazzino, una grande battaglia per portarlo via dal calcio col papà, perché il papà
vedeva quello che vedeva in televisione tutti la domenica sera, è sempre stata storia. Solo che io poi mi sono preso la briga di andare a vedere sto ragazzo durante una partita di calcio e le parole dell'allenatore sono state: non posso farlo giocare sempre perché è troppo veloce e va fuori dagli schemi. Tenga conto che questo ragazzo qua, quando era ragazzino, ha vinto i campionati italiani quando ancora lo allenavo io, e con 10 metri di scarto sul secondo su 80 metri. Questo ragazzo qua, Cristian Lazzaretto, ragazzo di 22 anni, 1,93 m per 100 kg, qui era durante un campionato italiano. È tuo figlio? Questo è il quarto dei miei figli e lui ha la fortuna di lavorare la sera nell'azienda di famiglia, si allena di giorno e il suo obiettivo è provare ad entrare in una forza di polizia a fare il professionista. Adesso in raduno con la nazionale giù a Tirrenia. Sono ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, proprio settore giovanile, grazie all'atletica. Questo è l'altro figlio, campionati europei di Gerusalemme, un martellista. Anche questo ragazzo qua si allenano perché sono venuti su in un certo modo, ma come loro ne ho anche tanti altri che cerchiamo di farli appassionare. Hanno fatto incidenti anche questi? Questo qua è stato 2 mesi all'ospedale. Ecco, queste ragazze qua, li vedete a sinistra, sono ragazze dell'Atletica Vicentina, società a cui noi siamo consorziati, una realtà incredibile. Abbiamo creato una società under 18 fortissima, la più forte in Italia sicuramente. Hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati italiani nella staffetta 4%. La ragazza a sinistra e quella tutta quanta a destra, la ragazza di colore, sono noi nostre atlete. Noi cerchiamo di farli crescere pensando di fare il bene dell'atleta e non della società. Nel senso, quando abbiamo atleti di un certo livello ci confortiamo con gli altri allenatori, cosa che in altre discipline sportive non fanno, e ci diciamo cosa facciamo per questi e ognuno dice proviamo a fare questo, e allora magari spostiamo l'atleta ad allenarsi con chi fa quella determinata disciplina, perché in atletica ce ne sono 20, ci sono i salti, i lanci, il mezzofondo, la marcia, gli ostacoli, eccetera, eccetera. Cerchiamo di fare questa roba qua ed è una cosa non da tutti, perché in tante società non fanno così, però facciamo il bene degli atleti. Abbiamo una quindicina di atleti a Breganze che li gestiamo in giro, li mandiamo a allenare con altri allenatori per il bene loro e vediamo che per il 90% delle volte vanno tutti quanti in crescita. Allora Patrizia, come ci saluti? Ormai siamo in chiusura, quale messaggio vuoi dare questa mattina? Prego. Allora, intanto invito tutti quanti domenica 13 a Silea perché c'è il villaggio delle associazioni, Mirella, e quindi io invito tutti quanti dalle 10 alle 16, saremo tutti quanti tutte le associazioni perché siamo un gruppo delle associazioni che abbracciano le associazioni e quindi noi siamo molto orgogliosi di essere con tutti voi, con te, con tutte le associazioni che ci saranno, ma soprattutto vi invito a fare questa riflessione. Gli incidenti mortali non sono mai un errore della strada, ma sono sempre un errore umano. Quindi cerchiamo sempre, di quando ci mettiamo sulle strade, di avere la consapevolezza di guidare, ma soprattutto noi vittime della strada, noi familiari delle vittime della strada, che purtroppo ogni anno si stimano 3.000 persone che muoiono sulle nostre strade, non siamo degli strani, non siamo delle famiglie particolari, siamo solo delle persone che purtroppo i nostri figli hanno incontrato quella persona che non ha rispettato le regole. Quindi cerchiamo sulle strade di rispettare le regole. Grazie Mirella sempre per invitarmi alle tue trasmissioni. Grazie a Patrizia Pisi, Presidente AVRI, Associazione Italiana Vittime della Strada e Mala Sanità. Grazie a Antonio Lazzaretto, dirigente federale Atletica Leggera. Grazie. Adesso dobbiamo ricordare oggi il 7 aprile a Treviso questo ricordo del bombardamento che ha distrutto la nostra meravigliosa città, ma che sembra che qualcuno riesca a capire ancora che le guerre non si devono fare purtroppo. Grazie, andiamo a sentire questo campanone che ricorda tutti questi morti. L'1:15 circa, la prima scarica che ha colpito Sant'Antonino. Allora ci siamo stesi per terra per evitare il più possibile le schegge e con la bocca aperta e le mani sulle tempie, così, bocca aperta per evitare eventualmente danni dalla compressione dell'aria. Domani saranno 81 anni che Treviso venne sconvolta dal bombardamento americano che scaricò sulla città 2000 bombe da 159 fortezze volanti. Un inferno che inghiottì 1600 vittime ricordate nel sacello della chiesa votiva e 123 bambini nel tempietto della Madonnetta.
Interi quartieri sono stati rasi al suolo e per settimane si cercarono i corpi per poi utilizzare la calce per evitare epidemie. Sono passati 81 anni eppure le stesse situazioni si stanno ripetendo nel mondo. Dall'Ucraina alla striscia di Gaza, dimostrando che non abbiamo ancora imparato nulla di questa lezione di dolore e di morte. Per questo Treviso ogni anno il 7 aprile si ferma per 7 minuti dalle 13.07 alle 13.14 e perché alle cerimonie partecipino tanti giovani e giovanissimi. E Antena 3 diffonderà in diretta l'evento, come sta facendo da anni, compresi quelli del Covid, dove in piazza non doveva esserci nessuno. Seguiremo per il telegiornale la messa officiata dal vescovo Michele Tomasi in chiesa votiva, mentre un primo collegamento sarà alle 12.15 con la deposizione della corona in ricordo delle vittime ai piedi dello scalone dei 300. Poi alle 12.45 seguiremo le letture e i canti degli alunni delle elementari Coletti, alternate ai discorsi ufficiali, fino alle 13.07, quando la campana della Torre Civica rintoccherà per 7 minuti per non dimenticare, ma anche per dire basta a tutte le guerre. Si auspica la pace ovviamente, perché la cessazione perlomeno delle ostilità, perché sono cose bestiali. La prima immagine che vi voglio regalare con Nicoletta Rizzetto è questa. Questa è una delle bombe inesplose di quel 7 aprile 1944. 500 libre, oltre 2 quintali di distruzione. Di queste ne caddero oltre 2600 su Treviso quel 7 aprile del 44. A ricordarlo questo calendario portato in piazza da un emozionato Flavio Moretto. Proprio è stata distrutta a tappeto. Dico a tappeto in quanto coloro che erano presenti dicevano che camminavano non solo in mezzo alle macerie, ma in mezzo ai brandelli di gambe e di teste e di corpi umani. Ecco, ancora adesso dopo 80 anni ti emozioni? Sì, è una cosa emozionante perché ricordo mio padre che mi diceva che si è salvato e aveva fatto una grande festa per questo. Mentre il tempo si sta portando via i testimoni diretti, erano ancora in tanti che, nonostante l'età avanzata, non sono voluti mancare alla cerimonia. Pandemonio, tant'è che non sentivo più niente e invece bombarda. Guardi, 5 minuti tremendi. Ha paura se sta quando che all'inizio era convinti di stare a sicuro, invece dopo ho detto guarda che è pericoloso perché il soffocamento di fatti che ne ha estratto 20-30 soffocati e altri calpestati. Mio papà me la porta via. A raccontare altre testimonianze i ragazzi delle scuole medie trevigiane alternati a brani musicali dell'orchestra dei giovani della scuola Coletti fino alle 13.05. Quando allo scandire della campana della torre per 7 lunghissimi minuti ognuno delle oltre 1000 persone presenti in piazza ha ricordato un nonno, una zia, i genitori che hanno vissuto quella tragedia. Poi l'omaggio delle frecce tricolori, l'applauso dei cittadini ed infine l'inno nazionale cantato tutti assieme.